Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a un altro appuntamento con Sveglia Trieste. Come sempre staremo insieme fino alle 10. Accanto a me ci saranno dalle 8 alle 9 Anastasia Doglia di Forza Italia, poi dalle 9 alle 10 Massimo Bazzocchi di Azione. 040 977 8910 è il numero di telefono cui chiamare per intervenire. Sveglia Trieste @tele4.it è l'indirizzo di posta elettronica dove potete inviare le vostre mail. Potete incominciare a farlo quando ritenete opportuno per chiacchierare con noi o con i nostri ospiti. Prima di incominciare la lettura del Piccolo e del Corriere della Sera, prima di incominciare a rivedere alcuni servizi che abbiamo trasmesso nel telegiornale di ieri, vediamo un attimo la situazione del meteo, che per quanto concerne appunto la situazione generale dice che oggi e domani sul Friuli Venezia Giulia giungerà aria più mite in quota che limiterà l'instabilità. Domenica una saccatura atlantica lambirà le Alpi portando ad un peggioramento del tempo nel pomeriggio-sera. In seguito da lunedì affluiranno correnti nord-occidentali più secche e stabili. Quindi per quanto riguarda oggi si prevede cielo variabile o nuvoloso sulla zona montana, poco nuvoloso in pianura e sereno sulla costa. Nel pomeriggio sera sarà possibile qualche rovescio temporale sparso sulla zona montana e con minore probabilità sull'alta pianura, venti di brezza. Per domani sulla costa cielo sereno e sulla pianura poco nuvoloso. Sulla zona montana cielo variabile con maggiori schiarite nel Tarvisiano, venti di brezza. Per domenica, già che ci siamo, al mattino cielo poco nuvoloso su pianura e costa, variabile in montagna. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà e saranno possibili rovesce temporali a partire dalla Carnia e in successiva estensione al resto della zona montana e alla pianura. Localmente sarà possibile qualche temporale più forte e in giornata sulla costa soffierà scirocco moderato. In serata inizierà a soffiare vento sostenuto da nord in quota e di bora sulla costa. Allora, adesso andiamo alla cominciamo dal piccolo, andiamo un attimo più ad ingrandire. Allora, porto ipotesi commissario, il Ministero valuta una soluzione ponte per evitare lo stallo sulle presidenze, in ballo anche Trieste. Il piano, dopo il blocco delle nomine, designare i candidati in modo che possano guidare le autorità per le quali sono stati indicati. Si fa largo questa ipotesi, superare lo stallo delle nomine dei presidenti dei porti designando commissari candidati così che possano guidare le autorità per le quali sono stati indicati. Si eviterebbe di aspettare che le commissioni parlamentari escano dal pantano delle contrattazioni politiche. Al MIT l'idea non spiace alla struttura tecnica né ai vertici leghisti. Il ministro Salvini e il vice Rixi lancerebbero un messaggio a Fratelli d'Italia. Tra i porti in gioco c'è Trieste, per la cui guida è stato indicato, mi pare di capire già da un paio di mesi, Antonio Gurrieri. Trattative per quanto riguarda le regionali, Donzelli apre al terzo mandato, non c'è alcuna preclusione. Laddove invece per quanto riguarda l'ipotesi di commissario per il porto, Luca Piana nel suo commento scrive quella ferita inflitta allo sviluppo. Si parla di cabinovie, si parla di cronaca, poi c'è la questione della Triestina. I tifosi ieri hanno manifestato contro il rischio fallimento, ultime ore per l'iscrizione alla Serie C, ma i soldi potrebbero non bastare. E poi c'è stata anche la festa dell'Arma dei Carabinieri in Piazza Unità. Per quanto riguarda invece la prima pagina del Corriere della Sera, Trump, Musk, lite e minacce, il presidente ingrato gli taglio i contratti, la replica farò un partito, il nome di Trump nei file di Epstein. Per quanto riguarda ci sono state anche delle telefonate fra il presidente Trump e il leader cinese Xi Jinping, presto un accordo sui dazi. Il cancelliere tedesco è stato in visita alla Casa Bianca e ha incalzato il
Il tycoon, puoi mettere fine a questa guerra, c'è un'intervista con Mauro Corona di Aldo Cazzullo e poi leggiamo come sempre il caffè di Massimo Gramellini che quest'oggi è dedicato al tennis. Allora, tra Coppi e Bartali idealmente Coppi, tra Rivera e Mazzola Rivera, invece tra Sinner e Musetti ancora non riesco a decidermi. Si capisce poi perché uno dovrebbe decidersi. Oggi in TV tiferò per entrambi, ebbene, fingendo di dimenticarmi che su un altro canale, la nazionale, ci gioca il pass per i mondiali di uno sport dove adesso siamo decisamente più scarsi. Ma se i Musinner dovessero battere l'Highlander serbo in presina e l'Ercolino spagnolo in presona, per chi dei due tiferò in finale? La coerenza coppi-riveriana spingerebbe a dire Musetti, che sembra uscito da un quadro, mentre Sinner da un videogioco. Il maestro Gianni Clerici non avrebbe avuto dubbi, per lui la racchetta era un pennello, non una clava. Ma un tennista adolescente mi ha spiegato che la potenza rappresenta la forma suprema di bellezza. Tra rovesci dipinti a una mano da Musetti e le mazzate spazzolarighe di Sinner, vede più poesia nelle mazzate. Dove più vacillo è sull'identificazione caratteriale. Musetti è un creativo, umorale, smoccolatore, però attaccato alla famiglia e tremendamente concreto nei momenti che contano. Un arci italiano con la faccia d'attore. Sinner incarna il modello opposto, rigido e però duttile, timido ma non goffo, gentile senza essere debole. Il genero di tutte le mamme. Hanno una sola cosa in comune, la residenza a Montecarlo. Mi ha appena scritto un Bastian Contrario che oggi tiferà per Djokovic, residente a Montecarlo. Ne hanno anche un'altra, sono due fenomeni. Dopo decenni di astinenza rivendico il diritto di goderceli e magari di non metterli in contrapposizione. Ma chi sono io per andare contro Gramellini? Vediamo anche, già che ci siamo, le prime pagine degli altri quotidiani. Allora, Trump, Musk e guerra, scrive Repubblica. Il presidente Musk impazzito stoppa i contratti, l'ex consigliere Trump nei file di Epstein, Ucraina, il cancelliere tedesco Merz alla Casa Bianca, pressione sulla Russia per la tregua. Il serial killer delle escort aveva ucciso prima di Denisa, muore per sfuggire alle fiamme, la porta era chiusa dall'esterno. Questo è un caso accaduto a Milano. Un mese da Papa e quei primi gesti di Leone XIV, Brusca torna libero e poi c'è anche una storia di promozione della lettura. Sono spot che secondo Paolo Di Paolo hanno qualcosa di retorico quando va bene, di polveroso quando va male e risultano spesso dissuasivi. Andiamo a vedere invece altri giornali, ma magari lo facciamo dopo, perché forse è il caso che, tornando alla prima pagina del Piccolo, ci occupiamo della Triestina. Allora, intanto ieri, e dalla regia possono far partire le immagini, c'è stato un... No, non è questo, c'è il corteo della Triestina che volevo far vedere prima, perché ieri sera, appunto, eccole qua le immagini, c'è stato questo corteo che ha percorso un tratto di strada non lunghissimo fra Piazza della Borsa e Piazza Unità. Alcuni sono stati ricevuti dal sindaco, il sindaco poi ha raccontato loro quello che il Comune ha messo in atto in questi anni per quanto riguarda la squadra. Ieri mattina anche il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga ha ricordato l'impegno della Regione a favore della Triestina, ma si è detto pronto a fare quello che eventualmente dovesse servire per evitare quello che molti temono. Allora, adesso invece facciamo vedere il servizio di Marco Stabile che ieri ha fatto il punto sulla situazione a ieri per quanto riguarda appunto i bonifici ed altro.
Al momento la situazione non sembra essere modificata, quindi insomma ci sono ancora come dire, ore di attesa, ore di tensione per quanto riguarda il futuro della squadra. Ma intanto sentiamo quello che ci ha raccontato ieri Stabile. L'ultima speranza della Triestina è appesa a un click, quello che dovrebbe effettuare da Atlanta il presidente Ben Rosenweig, o chi per lui a livello bancario, per rimpinguare con un bonifico le casse della società tra le 16 e le 17 ora di Atlanta, vale a dire per l'Italia tra le 22 e le 23 di questa sera. Questa è l'ultima chance per consentire domattina di far partire i pagamenti a giocatori, dipendenti, fornitori e creditori, dunque a stretto giro operare la fideiussione da 700.000 euro per l'iscrizione alla Serie C. Tecnicamente, filtra dalla società, il tutto è completabile in un brevissimo lasso di tempo, perché bonifici e operazioni bancarie sono già state precompilate e salvate in bozza. Basta insomma effettuare una serie di operazioni informatiche a Trieste, ma tutto, potremmo sintetizzare, dipende dal big click made in USA, quello che stanzia la necessaria pecunia. Se ciò avverrà è probabile che si ricorra a un prestito o a una linea di credito aperta dai nuovi investitori per i 4.990.000 euro necessari a questo primo step. Se ciò non avverrà, le responsabilità di un eventuale fallimento ricadranno in primis sull'amministratore delegato Sebastiano Stella, che sta vivendo momenti quanto mai difficili, attendendo in sede la chiamata dall'America. Si tratterebbe di un disastro sportivo ma anche finanziario, considerati quasi 25 milioni di euro bruciati in 2 anni e mezzo. Al netto del procedimento civilistico, la società sportiva verrebbe azzerata con una possibile ripartenza in mano di chi, non si sa, dai dilettanti, eccellenza o promozione. Un'altra ipotesi è quella di poter associare il proprio nome a un'altra realtà che già milita in Serie D. Torna in auge in questo senso l'interessamento della famiglia Zanutta, proprietaria del Ciarlins Muzzane, già da anni al centro di ipotesi collegate alla gestione della Labarda. L'azienda friulana vanta un'indiscussa solidità e potrebbe essere la via d'uscita meno dolorosa, al netto dell'ennesimo trauma per la tifoseria rossalabardata. C'è da dire che ieri, intervistata da Bernardo Gulotta, che ha seguito che ha seguito tutto il corteo, ma che si è collegato con noi durante il telegiornale proprio quando il corteo era concluso, a detta dell'assessore allo sport Lodi, le possibilità che la soluzione si presenti positiva ci sono. Quindi staremo a vedere questo rush finale. Già che ci siamo, allora andiamo avanti con la lettura del piccolo, ma prepariamo il servizio sulla fiera logistica di Monaco. E intanto, eccolo qua, presidenze dei porti in stallo, Roma verso i commissariamenti. Salvini e Rixi cercano una soluzione per evitare che le nomine restino bloccate dalle trattative. L'ipotesi si avvicina dopo lo stop deciso dalle commissioni, in ballo c'è anche Gurieri. Questa mossa di nominare commissari, i candidati o comunque quelli già individuati come prossimi presidenti dell'autorità portuale, scrive Diego D'Amelio, è stata già compiuta per Francesco Rizzo, nominato commissario a Messina, per consentire al precedente commissario, l'ammiraglio Antonio Ranieri, di passare alla guida della capitaneria del porto di Genova. La lista si allungherebbe ora con Matteo Parodi a Genova, Antonio Gurieri a Trieste, Francesco Benevolo a Ravenna, Davide Cariglio a Livorno, Francesco Mastro a Bari, e la scelta riguarderebbe anche Giovanni Gulotti, che sostituirebbe Sergio Prete a Taranto. Quindi praticamente insomma, una buona parte dei porti italiani e anche dei porti italiani più importanti. Quindi non si riescono a capire le ragioni di questo stallo, che è davvero preoccupante. Laddove invece c'è una apertura
da parte di Fratelli d'Italia per il terzo mandato. Federica, siamo a disposizione del governo per discuterne. Salvini, confido in una soluzione sulle regioni a giorni, e anche qua, dice appunto Donzelli di Fratelli d'Italia, sul terzo mandato non c'è alcuna preclusione. Ed è intanto fallita un'altra società della ministra Santanchè. Allora, possiamo vedere appunto adesso il servizio sulla fiera della logistica a Monaco di Baviera. Facciamo il punto, l'ha fatto ieri anche in questo caso Marco Stabili. Il porto di Trieste è il principale snodo logistico dell'Italia verso la Germania e l'Europa centro-orientale. A confermarlo sono i numeri snocciolati dallo Scalo Giuliano nello stand collettivo coordinato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con la Camera di Commercio alla fiera Transport Logistic di Monaco di Baviera come sistema integrato che fa di Trieste un caso unico nel panorama nazionale. Nel 2024 il porto ha movimentato 2.500 treni da e per la Germania, pari al 32% del traffico ferroviario complessivo, con principali direttrici Colonia, Monaco e Duisburg. Per il 2025, grazie all'attivazione da marzo di 7 nuovi collegamenti settimanali tra la piattaforma logistica e Duisburg, si prevede un incremento a circa 2.800 treni complessivi con il mercato tedesco. Questa kermesse è un momento molto importante per quanto riguarda i trasporti intermodali e i trasporti e la logistica, e noi siamo qui per consolidare relazioni ma anche per crearne delle nuove, e alle mie spalle vedete già il network ferroviario importantissimo che segue dal porto di Trieste tutta l'Europa da nord a sud, da est a ovest. Trieste svolge da sempre una funzione strategica anche sul piano energetico attraverso l'oleodotto transalpino della TAL che rifornisce per l'intero fabbisogno petrolifero la Germania meridionale. Nel 2024 sono state movimentate quasi 30 milioni di tonnellate di greggio. La fiera ha consolidato le relazioni industriali con la Germania, già ben radicate nel tessuto portuale giuliano. Tra i partner tedeschi del porto figurano ALA, azionista di maggioranza 75%, di ALA PLT Italy, coinvolta nello sviluppo del futuro molo ottavo, destinato a trasformare le capacità operative del porto e rafforzarne l'assetto infrastrutturale, e Duisport, 15% di Interporto di Trieste, interessata allo sviluppo retroportuale dello scalo. Ci colleghiamo adesso con la sala operativa della Polizia Locale. Ci aspetta l'ispettore capo Roberto Leonardi, che saluto, e al quale cedo la linea per le consuete comunicazioni, intanto chiedendogli, spero che stanotte tutto tranquillo. Allora, salve, buongiorno, sì, stanotte tutto tranquillo, tranne che alle 4 di mattina un incidente stradale che ha visto coinvolto solo un manufatto stradale. Un veicolo in via Forlanini all'altezza della chiesa di San Luca, ma nulla di particolare. Per la giornata di oggi cose che riguardano viabilità ordinaria non ve ne sono, perché continua a Trieste crocevia di cultura in piazza Pottarossi via Bellini che non riguarda la circolazione viaria, c'è sempre il solito mercatino in via Montorsino. Le uniche cose che le devo segnalare, ma comunque il nostro personale presente sul posto, dalle 8:45 alle ore 10 di questa mattina il campo sportivo di via Feluga c'è una manifestazione islamica, comunque le ripeto, nostro personale è presente sul posto. Per il resto altre cose che riguardano la viabilità ordinaria, proprio per la giornata di oggi non avrei da segnalarle null'altro. Perfetto, ispettore, grazie, buona giornata e niente, buon lavoro. grazie a voi, buona mattinata, salve. Se serve, come sempre, noi siamo a disposizione, altrimenti ci sentiamo nel collegamento durante il telegiornale delle 13:20. Intanto vi do un appuntamento, ce lo chiede Giorgio Marchesic, domani sabato 7 giugno dalle 10 alle 13 in zona Via delle Torri c'è il gazebo del territorio libero di Trieste, sarà un banchetto informativo sull'allargamento dei punti franchi previsti dall'allegato ottavo. Allora, eravamo fermi al piccolo, andiamo avanti con il Corriere della Sera. Merz preme su Trump per la guerra, lui lasciamoli combattere un po'.
Il presidente paragona Russia e Ucraina a bambini che litigano e frena ancora sulle sanzioni contro il Cremlino. C'è però un altro argomento, ma intanto c'è questo curioso, come dire, un retroscena, perché praticamente era il primo incontro fra Trump e Merz e insomma sembra che il cancelliere abbia superato la prova americana. In realtà, per quanto riguarda Trump, c'è quest'altra notizia che però non la vedo, era in prima, eccolo qua. C'è questa lite tra Trump e Elon Musk, che è stato uno dei suoi principali sostenitori. Senza di me avresti perso, ha detto Musk, ti taglio i sussidi, ha replicato Trump, e poi ancora Musk ipotizza un nuovo partito, ma contemporaneamente attacca Trump, rivelando che il nome del Presidente degli Stati Uniti sarebbe sui, come si chiama? Sui file Epstein, che praticamente è uno scandalo uscito qualche anno fa, insomma, quindi nel giro di pochi giorni questa love story, diciamo così, fra Trump e Musk non solo è finita, ma è degenerata. Anche il piccolo se ne occupa. Musk in lite con Trump, c'è lui nei file Epstein, la replica di Trump è impazzito, i due dall'idillio alla guerra, Mr. X che sarebbe Musk, Trump ha vinto grazie a me, è un ingrato, il tycoon dopo averlo negato rivela di aver cacciato l'ex amico, oramai sono deluso. Questa è la foto di quando Musk salutò, diciamo così, si dimise o venne cacciato, adesso non si capisce bene, dall'incarico che aveva assunto di riformare la pubblica amministrazione statunitense. Washington, Pechino riparte il disgelo, tra i presidenti un ottimo colloquio, se ne è occupato anche il Corriere della Sera in una pagina precedente a quella su cui ci eravamo fermati, eccola qua, guerra dei dazi, la telefonata di Xi verso un compromesso con gli Stati Uniti, Trump, colloquio molto positivo per entrambi, ci sono ancora però le, verrebbe da dire ormai, consuete preoccupazioni su Taiwan. Andiamo avanti con il piccolo allora. Trump vieta i viaggi negli Stati Uniti da 12 paesi, bloccati i visti per Harvard agli stranieri. La mossa fa parte di una stretta sull'immigrazione, una questione di sicurezza nazionale dopo l'attacco in Colorado. Poi c'è un caso, la Casa Bianca ordina un'inchiesta sulle firme di Biden. Il presidente Trump apre un'inchiesta sul presunto insabbiamento dello stato di salute del suo predecessore. A dire di Trump, i collaboratori dell'ex presidente avrebbero firmato al posto suo molti documenti prendendo decisioni politiche poi attribuite a Biden e c'è una anche una replica di Biden. Nuova Zelanda, Haka minacciosa contro una legge, deputati maori sospesi. Allora, qui ci sono 2 pagine dedicate al sociale, dunque incentivi per i sanitari, sui 40 milioni stanziati non c'è ancora l'intesa. A stretto giro il direttore di ARCS presenterà ai sindacati una nuova bozza, uno dei nodi è la diversa retribuzione aggiuntiva oraria tra infermieri e OSS, bonus sociale ai pensionati, la regione studia l'aumento, l'aiuto vale 350 euro annui, i sindacati chiedono di ampliare somma e platea,
La misura tira poco, nel 2024 spesi meno di 5 milioni sui 15 a disposizione. A rischio povertà una persona su 10 per quanto riguarda il nord-est. Leggi varate in Consiglio regionale, nel 2024 toccato il minimo storico. Ancora avanti con il piccolo, qui abbiamo delle pagine di eventi che collegati anche allo sport, e qui c'è la cronaca. L'abbraccio dell'Arma in Piazza Unità, Trieste celebra i suoi carabinieri, cresce l'impegno sul fronte del contrasto alle truffe ai danni degli anziani. Questo è il colpo d'occhio su Piazza Unità. Allora vediamo il servizio che noi ieri abbiamo dedicato all'anniversario dei 211 anni della nascita dell'Arma dei Carabinieri. Dovrebbe essere pronto, eccolo qua. E proprio avere questa grande adesione pubblico, soprattutto quello che mi riempie il cuore e mi onora, tutti questi ragazzi, tutti questi giovani, questi bambini che ho di fronte a me, questo significa che stiamo facendo bene. Trieste dunque ha risposto. Stamani in Piazza Unità l'Arma dei Carabinieri ha celebrato alla grande il 211° anniversario dalla fondazione, nel giorno che ricorda la prima medaglia d'oro al valore conferita alla bandiera dell'Arma. Una cerimonia solenne ma snella a livello regionale, caratterizzata dai consueti passaggi di labari, dalla lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, dall'attenzione nei confronti della stessa storia dei Carabinieri, caratterizzata a Trieste e in Friuli Venezia Giulia da episodi in cui la storia si è andata mescolando con la cronaca, su tutti il ritorno di Trieste all'Italia e la strage di Peteano, esemplificata sotto certi aspetti anche da tradizioni familiari. La cerimonia, durante la quale alcuni militari distintisi in particolari operazioni o in atti di coraggio hanno ricevuto speciali riconoscimenti ed alcuni studenti a loro volta sono stati premiati, ha visto la presenza delle massime autorità civili e militari e molta gente, segno di un affetto nei confronti dell'Arma che gli stessi carabinieri percepiscono in termini di vicinanza. L'esigenza non è richiamare nuovi carabinieri, perché di questo non abbiamo bisogno. L'esigenza è dire al cittadino, soprattutto ai più giovani, cosa facciamo per loro, come adempiamo agli obblighi che tramite le leggi il cittadino stesso ci dà. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga, a margine della cerimonia, così ha invece sintetizzato il rapporto indispensabile dei carabinieri e delle altre forze dell'ordine con le istituzioni della vita quotidiana di una comunità. È la quotidianità degli uomini e delle donne, delle forze dell'ordine e dell'Arma dei Carabinieri che garantisce sicurezza e garantisce economia. Il Friuli Venezia Giulia è la regione che attrae maggiori investimenti a livello italiano. Questo è frutto di un sistema che si muove insieme e le forze di sicurezza svolgono un ruolo importantissimo. Allora, sul Corriere della Sera, in previsione dell'incontro che il Presidente della Repubblica oggi avrà con il Papa, c'è un pezzo di Marzio Breda che ricostruisce i rapporti fra i Presidenti della Repubblica e i Pontefici, partendo da quel feeling straordinario fra Pertini e Wojtyła, sottolineando poi anche appunto come per esempio fra Ratzinger e Napolitano vi fu un certo riserbo, ma soprattutto anche senza logicamente, come dire, con molta diplomazia. Vedete, c'è qui anche nel sommario, con Cossiga e Scalfaro nelle relazioni prevale la tradizione rigida e priva di intimità. Il che per certi aspetti può sembrare strano per quanto riguarda i rapporti soprattutto con Scalfaro, che era appunto molto vicino al cattolicesimo, però per i vertici di Oltretevere, scrive Breda, Scalfaro aveva il torto di richiamarsi con troppa fermezza
alla laicità dello Stato e sottrarsi al vecchio collateralismo tra DC e Vaticano. Nei rapporti con la Curia si inseriva poi la variabile Berlusconi, che il potente cardinal Ruini, capo della CEI, mostrava di apprezzare, non considerandolo affatto un pericolo per la Repubblica, al contrario di come lo giudicava il Quirinale impegnato in una prova di forza con il Cavaliere. Il rapporto, fra l'altro, fra Papa Wojtyla e il Presidente della Repubblica poi trovò con Ciampi come posso dire, una nuova intesa molto affettuosa. Molti ricorderanno quando la moglie di Ciampi, salutando il Papa al termine di uno degli incontri, disse «Sanità, non si strapazzi e che Dio la benedica», al che molti ironizzarono perché di solito è il Papa che dà le benedizioni. Sono andato oltre, chiedo scusa, andiamo in pubblicità, poi ritorniamo. Allora, rientriamo in studio sempre per quanto riguarda il Corriere della Sera. Israele arma milizie anti-Hamas, a Gaza parte l'operazione Caos, Netanyahu non smentisce la consegna di fucili ai salafiti, recuperati i corpi di 2 ostaggi, i coniugi Agai, Yudi Weinstein e Gadi, che sono stati ritrovati ed entrambi furono uccisi nel kibbutz durante l'attacco del 7 ottobre del 2023. C'è poi anche un'intervista con, ricordate questo caso terribile di questa pediatra che ha perso 9 figli e il marito, c'è un figlio che è sopravvissuto e che verrà in Italia per essere sottoposto ad un intervento di ricostruzione di alcune ossa e di alcuni nervi di un braccio, una storia veramente terribile. Giriamo pagina decisamente, andiamo al piccolo e parliamo della cabinovia. Il dibattito in Consiglio Comunale procede, c'è un clima abbastanza pesante per certi aspetti. Ieri Bernardo Gulotta ha seguito appunto il dibattito e quindi adesso possiamo vedere i servizi. Seconda giornata di Consiglio Comunale per l'approvazione della variante al piano regolatore che inserisce la cabinovia nel contesto urbanistico triestino. Dallo start alle 9 sono state poche nella mattinata le evoluzioni dei lavori d'aula. Le parti in quei pochi minuti si sono scontrate per lo più su questioni procedurali, riferite soprattutto alla mancata discussione politica in aula degli emendamenti giudicati inammissibili per parere tecnico. Lei impedisce a noi consiglieri di apportare delle modifiche al dispositivo e mi spieghi dove trovo questa regola nel TUEL, me lo dica! Alla ripresa pomeridiana l'annuncio del Presidente Panteca, 8 emendamenti raggiungono parere favorevole, ricordiamo che in totale ne sono stati presentati 389. Quindi il dibattito, prendendo in esame una a una le 8 proposte ammesse con l'opposizione che si prende tutti i minuti disponibili fra gli interventi dei consiglieri, spezzate dalle parole del sindaco di Piazza e da un ancor più calzante affondo dell'assessore Giorgio Rossi in risposta alla consigliera Pucci. Andando avanti così, ogni delibera sarà particolare e ad ogni delibera faremo le regolette. Porteremo le regolette, le voterete voi e questa è la democrazia della maggioranza di cui ho parlato ieri. Che verrebbe da dire, ma allora che cosa ci stiamo a fare qua? Allora sto dicendo, cerchiamo insieme di ragionare, vedere questo clima, sinceramente mi dà fastidio, sono 20 anni che governo questa città, credo che abbiamo fatto tante cose, credo che abbiamo lavorato con serietà, non abbiamo avuto mai un problema
nel senso con la giustizia, eccetera. Cerchiamo di continuare così per il bene della nostra città. Si evidenzia che il progetto della cabinovia di Trieste allo stato attuale non presenta i requisiti economici minimi per essere realizzato, quindi deve essere riesaminato tutto. Nella cabinovia lei deve vedere la pagliuzza e la trave. Io vedo molte travi, è per questo che siete spesso ciechi e ragazzi, sono 5 volte che questo signore qua vi batte, come il Paris Saint-Germain contro l'Inter, dopo, mi scusa Cristiano, va bene, dai, la dovevo dire. Grazie. Allora, andiamo avanti con la lettura ma sempre del piccolo appunto. Unione, giorno della verità, è una corsa contro il tempo, poi in piazza 250 tifosi, l'orgoglio ultras c'è, ma la città non risponde, tra rabbia, dolore e dignità ripartiamo da zero con una proprietà pulita. E insomma vedremo, perché oggi si dovrebbe appunto conoscere il destino della squadra. Andiamo avanti per quanto concerne invece il Corriere della Sera, perché poi avremo anche da farvi vedere alcuni servizi di cronaca cittadina. Sempre per quanto riguarda la questione Israele, Palestina, eccetera, oggi allora, 2 piazze dell'opposizione. A Roma malumori e veti per i nomi scomodi sul palco. Oggi a Milano Italia Viva e Azione e parte del PD. Poi sensibilità diverse, noi con Segre, sventoleremo le 2 bandiere, dice Renzi, siamo divisi ma niente drammi, contro il Jobs Act, attacchi ideologici. Fratelli d'Italia apre alle regioni sul terzo mandato, pronti a discuterne. L'incognita sui tempi, Salvini decidere subito i candidati. Zaia, benvenga lo sblocco, si cerca l'unanimità, ma se si cerca l'unanimità non si trova, deve prevalere il buon senso. Rissa sfiorata in aula, questo per quanto riguarda il decreto sicurezza, bufera su Balboni di Fratelli d'Italia che dice volevano picchiarmi, questo in Senato, sottolineo. L'Europa poteva fare molto di più, Maduro è debole, sarò presidente, questo qui riguarda il Venezuela. Andiamo avanti, spara la moglie poi si toglie la vita, ancora un femminicidio. La donna aveva 52 anni, ultimo messaggio del femminicida ad un amico prima di premere il grilletto. Si lancia e muore per sfuggire alle fiamme, fermato il compagno, la porta era chiusa dall'esterno. I vicini affermano che avevano litigato. Leggiamo soltanto l'incipit dell'articolo. Mentre Sueli decide di gettarsi dalla finestra del 4º piano pur di scampare la trappola di fuoco in cui si è trasformata in un attimo casa sua, imprigionata com'è da quella porta chiusa a chiave, dall'esterno, dal compagno, lui, fermato poi a tarda sera per omicidio, si sta prendendo una birra al bancone del caffè degli artisti a neanche 500 metri e si ferma a sosteggiarla poco distante. Neanche il caos di sirene delle ambulanze e dei mezzi dei vigili del fuoco che si scatena nell'arco di pochi minuti lo smuove dal suo drink, quindi si ipotizzerebbe un femminicidio anche in questo caso. Avanti ancora. Ho ucciso anche un'altra donna, l'assassino di Denisa fa trovare i resti, la confessione del 32enne fermato mercoledì, la prostituta sparì un anno fa. La doppia vita appunto del killer, ossessivo con le vittime. Poi
c'è una dichiarazione di Roberto Baggio che dice c'è stata una rapina, vi ricordate qualche tempo fa nella villa del calciatore, capisco la gente che vuole farsi giustizia da sola. Roberto Baggio lo ha detto nel podcast di Gianluca Gazzoli, hanno messo la pistola in bocca a mio figlio, l'hanno puntata alla testa per farsi dire dove si trovasse la cassaforte, dicendo che se l'avessero trovata ci avrebbero ammazzati. Non so se i ladri siano stati beccati, le autorità non ci raccontano niente, come è giusto che sia. È una dichiarazione che ha fatto piuttosto scalpore sui social. Torna libero Brusca, il boia di Capace, il legale del boss cercherà un lavoro, la sorella di Falcone esprime la propria amarezza, però dice è la legge di Falcone. Quel prezzo da pagare per ottenere la verità sulle mafie, dice Roberto Saviano, Brusca ha spiegato Cosa Nostra. Il dilemma dei cellulari a scuola è l'idea di vietarli alle superiori. Valditara annuncia una circolare, lo stop anche per uso didattico, e questo è anche abbastanza importante. È certo che però se questa disposizione del Ministro viene ascoltata come la raccomandazione sul dare meno compiti agli studenti, allora insomma, penso che i cellulari entreranno in classe per parecchio tempo, ma questo è un altro discorso. Andiamo sempre sul Corriere della Sera. C'è un testo inedito del Papa, la vigna è di Dio, il rischio più grande è sentirsene padroni. E poi un'intervista a Mauro Corona, la valanga, i 15 processi, la fuga davanti all'altare, la mia vita spericolata e ora riprendo la patente. Una intervista molto, molto lunga, credo che con questo siamo arrivati alle pagine anche di economia del Corriere che io salto a pie pari per andare alla pagina di cultura che dovrebbe essere in arrivo. Eccola. Quando votammo sulla TV, 30 anni fa, il referendum sulla legge Mammì, cosa raccontano e perché li abbiamo scordati. C'è un saggio che esce la prossima settimana per Mondadori, l'autore è Alberto Mingardi. Sempre cultura, parole libere da esplorare, torna la stagione di passaggi, questo succede nelle Marche e qui siamo alla pagina di spettacoli propriamente. C'è un'intervista con Valeria Solarino, professione madrina, dal 10 giugno l'attrice sarà protagonista al Festival di Taormina, avere quel ruolo è un modo per festeggiare il cinema assieme a chi lo ama. Ancora Baglioni torna a Lampedusa e confermo il mio ritiro. Poi c'è una notizia molto, molto triste ed è un peccato, devo dire la verità, che il Corriere della Sera si limiti a niente di più che una sorta di fotonotizia, se vogliamo. È morto Enzo Staiola, che era il bambino di Ladri di biciclette, il capolavoro di Vittorio De Sica. Ingrandiamo un attimo, eccolo qua. Tra l'altro Staiola che aveva 86 anni e lasciò il cinema abbastanza presto, senza clamore, per una vita da impiegato del catasto. Recitò anche in questo film Cuori senza frontiere, che è stato girato da noi a Trieste ed è uno dei pochi film che raccontavano una storia collegata non tanto all'esodo quanto appunto alla storia
delle nostre terre subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. È peccato, come dire, dare soltanto questo annuncio così, insomma. Su Dagospia ieri c'era avevano ripreso una bellissima intervista, non mi ricordo chi gliela fece, vabbè. Andiamo allora al piccolo, ultimo giorno di scuola, tra emozioni, feste, sport e poca goliardia. La voglia di stare insieme prevale sulle tradizioni dei gavettoni, passate di moda anche le serate in discoteca fuori città per i maturandi. Credo che ci sarà comunque sempre la cena di maturità, spero bene. Allora proseguiamo. Dunque andiamo avanti ancora, arriviamo anche per quanto riguarda il piccolo alla pagina di cultura e spettacolo. Qui di Staiola manco si parla, ma ripeto è davvero un peccato. E poi mercato in stand-by, siamo al basket. Allora avevamo ancora alcuni servizi da farvi vedere e sono dei servizi di cronaca. Allora ve li facciamo vedere proprio in sequenza. Intanto partiamo da una rissa a colpi di bastone e spray al peperoncino scoppiata nel quadrilatero di Melara tra due inquilini. Una violenta lite a colpi di bastone e spray urticante scoppiata l'altro pomeriggio nel quadrilatero di Melara in via Pasteur, protagonisti due inquilini del caseggiato Ater. Il diverbio ha allarmato numerosi residenti che sono subito accorsi richiamati dalle urla. Uno di loro ha chiamato il numero unico d'emergenza 112 facendo scattare così l'immediato intervento delle volanti della questura. Secondo la ricostruzione raccolta dagli agenti, uno dei due litiganti, entrambi uomini sulla cinquantina, ha anche utilizzato una bomboletta di spray al peperoncino, indirizzandola non solo verso il suo rivale ma anche verso i tanti inquilini intervenuti sul posto per tentare di sedare la lite. Probabilmente per questo motivo chi ha segnalato il fatto alle forze dell'ordine ha parlato inizialmente di più persone coinvolte, mentre in seguito gli agenti hanno verificato che si trattava di un litigio pur animato e violento tra due soli uomini. All'arrivo della polizia uno dei due si era già dileguato, l'altro è stato soccorso ma ha rifiutato le cure. Fortunatamente nessuno ha riportato lesioni tali da richiedere cure mediche. Scoperti 10 kg di sigarette di contrabbando nascosti nei paraurti di due tir nel porto. L'operazione di Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane, il nascondiglio è stato scoperto grazie all'intervento del pastore tedesco Lorgan. Sigarette di contrabbando abilmente occultate tra i paraurti dei semirimorchi e nelle intercapedini delle motrici di due tir. 10 kg in tutto sequestrati dai funzionari dell'ufficio delle dogane di Trieste insieme ai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza che hanno intercettato i mezzi negli spazi doganali. Gli autoarticolati erano arrivati a bordo di un traghetto Rorò salpato dal porto turco di Ambarli. L'insolito nascondiglio è stato scoperto grazie all'intervento di Lorgan, un pastore tedesco quotidianamente impiegato dalle Fiamme Gialle nella prevenzione e repressione dei traffici illeciti di merci in arrivo all'interno del porto giuliano. Nel corso dell'attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trieste, emergeva tra l'altro che le sigarette sequestrate erano state inserite nell'elenco delle cosiddette illicit whites o cheap whites e per questo sprovviste delle autorizzazioni per poter essere commercializzate nell'ambito del mercato dell'Unione Europea, contenendo al proprio interno elevati livelli di catrame, nicotina e monossido di carbonio. Gli autisti, entrambi di nazionalità turca, diretti rispettivamente in Belgio e nei Paesi Bassi, sono stati deferiti all'autorità giudiziaria. Sono stati dei controlli della polizia locale in 4 negozi della città, tra gli articoli tolti dal mercato, giocattoli senza marchio CE, accessori privi di indicazioni su materiali e alimenti con etichette non conformi alle norme europee.
Operazione della Polizia Locale di Trieste per proteggere i consumatori e garantire la sicurezza dei prodotti in vendita. In 4 negozi della città, nelle zone della Stazione, Piazza Garibaldi, Via 30 Ottobre, Borgo Teresiano, sono stati sequestrati 2.740 articoli risultanti non conformi alle norme. I controlli sono stati svolti dal nucleo di polizia commerciale, che ha verificato l'assenza di etichette corrette, indicazioni obbligatorie o avvertenze importanti per la salute. Nel dettaglio, gli agenti hanno trovato 181 prodotti alimentari non adatti alla vendita, perché non rispettavano le regole europee sull'etichettatura. Sono stati poi individuati 754 oggetti di uso quotidiano, come accessori per la casa o articoli vari, senza informazioni fondamentali in italiano, tra cui nome del produttore, istruzioni e avvertenze. Altri 1063 articoli, come bracciali, anelli e collane, erano privi di indicazioni sui materiali usati, con il rischio di allergie o irritazioni. Ma l'aspetto più preoccupante riguarda i 742 giocattoli sequestrati. Questi oggetti erano privi del marchio CE e delle avvertenze per l'uso, elementi indispensabili per garantire che non contengano sostanze pericolose o piccole parti che possono causare soffocamento. Secondo quanto sottolineato dall'assessore alla sicurezza del Comune di Trieste, Caterina De Gavardo, l'operazione punta sia a proteggere la salute dei cittadini, in particolare dei più piccoli, sia a difendere i commercianti onesti che rispettano le regole. I controlli, ha spiegato l'assessore, servono anche a evitare una concorrenza sleale nei confronti di chi lavora correttamente nella nostra città. L'invito per i consumatori è quello di prestare attenzione, soprattutto nell'acquisto di prodotti destinati ai bambini, verificando sempre la presenza del marchio CE e delle indicazioni in lingua italiana. Ancora un servizio Stop al Far West sul nuovo pontile di Marina Giulia a Monfalcone. Il comune è corso ai ripari e ha varato un'ordinanza in 10 punti per vietare tuffi pericolosi, abbandono di rifiuti e comportamenti inadeguati, con sanzioni fino a 1.000 euro. Dalla sua inaugurazione a maggio, il nuovo pontile di Marina Giulia a Monfalcone è stato spesso teatro di comportamenti indisciplinati, tuffi pericolosi dalla ringhiera, abbandono di rifiuti, oltre allo sfrecciare di monopattini e al posizionamento selvaggio dei telimare. Ora il Comune corre ai ripari e vara l'apposita ordinanza ai 10 punti. Il primo è proprio il divieto di transitare o sostare con ogni tipo di veicolo, comprese le biciclette condotte a mano, gli skate, i pattini e i monopattini, esonerati ovviamente i portatori di disabilità. Vietato inoltre sul pontile e in acqua qualsiasi gioco che produca danno o molestia alle persone e alla quiete. Il punto 3 affronta la questione tuffi. Sono consentiti esclusivamente dall'apposita pedana ribassata, che però rimarrà chiusa in caso di forti mareggiate. Ancora sulla terrazza a mare niente ombrelloni, sedie, lettini e teli, niente commercio, escluso il chiosco autorizzato, niente animali se non al guinzaglio e con l'obbligo per i proprietari di rimuovere gli escrementi. Infine non è consentito pescare né abbandonare o gettare in mare i rifiuti. Sono previste sanzioni in caso di inosservanza che vanno da 100 a 1.000 euro. Il Comune, che ha predisposto l'ordinanza insieme alla Capitaneria di Porto, posizionerà a breve i cartelli con i divieti in 4 lingue. Allora, prima di andare in pubblicità, è già nei nostri studi il primo dei nostri ospiti, Annalisa Doglia di Forza Italia, leggiamo la fil di rete di Aldo Grasso, che quest'oggi è dedicato al caso Garlasco. Sul caso le televisioni, scrive Grasso, stanno dando il peggio di sé, trasformando senza alcuna remora la vita e la morte in un feuilleton. Avvocati di parte che passano da una trasmissione all'altra, dal mattino alla sera, come se non avessero altro da fare, consulenti che giocano a essere scienziati, criminologhe e criminologi che sentenziano come fossero i giudici, fanatici in cerca di visibilità, scrive Grasso alla Fabrizio Corona. È il carnevale dell'opinionismo che banchetta sulle spoglie della vittima sacrificale. Un giorno ce ne vergogneremo, o forse no, ci sarà altro da seguire. Non si sottrae a questa festa macabra nemmeno il servizio pubblico, nemmeno chi l'ha visto, che invece di cercare gli scappati di casa insegue i colpevoli come se la morbosità della cronaca nera fosse il suo nuovo mandato. Da tempo Federica Sciarelli ha assunto questo compito di guida morale, come se ripristinare l'ordine sociale fosse l'ultima missione di quello che un tempo veniva definita TV Verità. La trasmissione non è un talk show, ma una sezione di un distretto di indagini. La sceneggiatura è suggerita dalla cronaca, per non parlare di Alberto Matano, fresco laureato in garlascologia. La più acuta giustificazione di un certo abuso televisivo l'aveva scritta Matteo Marchesi sul Foglio, quando spiegava che oggi le trasmissioni di cronaca nera
svolgono una funzione di sfogo, di droga, di rivalsa verso la vita. Sono vissute come una catarsi aberrante senza fine, come se noi tutti fossimo complici anziché spettatori. Quasi tutti siamo delle tricoteuse della nera, che ci raggiunge con una potenza e capillarità inaudite, non per caso è dilagata a partire dagli anni 90 col crollo delle grandi narrazioni ideologiche e la drastica diminuzione della vita attiva e militante. Le tricoteuse, durante la rivoluzione francese, erano donne delle classi popolari che assistevano sferruzzando alle esecuzioni sotto il palco della ghigliottina, e siamo noi. Così, abbandonato lo scrupolo della decenza, più si acuisce l'attenzione al caso, più aumenta la nostra indifferenza verso la vittima e una sorta di veleno astratto diventa il nostro vero punto di vista. Ne sono parole dure, ma per certi aspetti sottoscrivibili. Allora, dopo la pubblicità saremo insieme ad Anastasia Doglia di Forza Italia. Andiamo allora in pubblicità, ci vediamo subito dopo. Allora, eccoci in compagnia di Anastasia Doglia di Forza Italia. Buongiorno, grazie per essere tornata nei nostri studi. Cos'è, vicepresidente del Consiglio? No, sono capogruppo Forza Italia della quarta circoscrizione. In quarta circoscrizione. Allora, domani lei sarà in Piazzale Rosmini, se non mi sbaglio, sì, nell'ambito di un'iniziativa che vi porta in mezzo, insomma, in mezzo alla gente per sentire le cose che funzionano e le cose che non funzionano. Adesso è partito un progetto, parte del nostro gruppo Forza Italia col coordinamento, si chiama Progettiamo insieme la nostra città. È una fase di ascolto che viene organizzata settimanalmente o comunque tempo permettendo, di fare una postazione presso varie vie della città e vari rioni per e con i cittadini, una fase di ascolto proprio per ascoltare e raccogliere le istanze, le richieste dei cittadini sui temi più sensibili della città che stanno a cuore a tutti. È già incominciato? Abbiamo già iniziato, la mia collega consigliera di San Giovanni, la Barbara Dorico, ha fatto presso Giulia, noi della quarta circoscrizione abbiamo fatto sia in Largo Don Bonifacio che in Piazza Sant'Antonio. Bastano 2 o 3 ore, pomeriggio, fine pomeriggio, è utile perché la gente si ferma, chiede, è un momento di stare tra la gente e di potersi confrontare vis-à-vis, che è una cosa molto importante che è un po' andata a perdersi. Sì, forse sì. È giusto riconquistare le piazze, è giusto dialogare con i cittadini e personalmente raccogliere le loro istanze su verde pubblico, per esempio strade e marciapiedi, che è un tema che viene ogni giorno menzionato. Abbastanza sentito. La pulizia urbana, il discorso dei parcheggi, scuole, sicurezza, animali d'affezione e anche altri temi liberi che possono sempre essere utili per migliorare la nostra città. Dall'incontro precedente che cosa è emerso? Questi dati, allora, queste problematiche qua? Per la maggiore come richiesta abbiamo accolto numerose sempre su marciapiedi e strade malorate, che tra l'altro alcune cose abbiamo anche potuto rispondere prontamente, nel senso che sono dei lavori in corso d'opera che anche il nostro assessore Babudere ha detto più volte che richiedono del tempo, perché se devi iniziare delle sottostrutture per poi ripavimentare, tubature e il verde pubblico, cioè un lavoro titanico, vedi tipo il rifacimento in toto di Via Romagna, che è un lavoro che sarà diviso in 6 sezioni, no? E poi sicurezza assolutamente, in primis a fronte di tutto quello che sta accadendo, immigrazione tanta, e poi aree verdi, più verde, le richieste principali. Ok, sentiamo la prima telefonata. Allora, buongiorno. Buongiorno. Prego. Sono Pierpaolo, buongiorno. Buongiorno. Volevo chiedere un'informazione. Io passo spesso sia in via Roma che via San Spirito e via Filzi. E è noto come tutti ormai che nel passaggio pedonale di Ponte Rosso si crea sempre un ingorgo, perché è l'unico punto in cui manca il semaforo.
ed è anche una zona molto pericolosa, specialmente in via Roma, perché i turisti escono all'improvviso dall'angolo ed è sempre un frena inchioda. Visto che ormai i semafori sono messi un po' in ogni incrocio, mi domando proprio perché sia in via Roma sia in via San Spiridione e via Filzi, nelle due passaggi di Ponte Rosso, non c'è nulla, rischiando ogni giorno questa quasi un incidente, ma più o meno, perché i turisti giustamente camminano col naso per aria ammirando la nostra città, ma non si rendono conto che queste sono due vie molto molto trafficate. Sì, tutto qui. Questa è una corretta, una giusta osservazione, anche perché effettivamente non c'è semaforo dall'incrocio con Corso Italia fino all'incrocio con via Milano, se non mi sbaglio, allora, o forse Val di Rivo. Andando in via San Spiridione, salire con la via San Nicolò, ce n'è uno, poi si prosegue e quello dopo è con la via Milano. È che quel punto lì, tra l'altro, ci sono forse spesso... Val di Rivo prima ancora di Milano. Val di Rivo, scusate. C'è molto traffico perché ci sono due vie a doppio senso con i parcheggi a pagamento, quindi spesso ci sono le auto che girano alla ricerca di un parcheggio libero, poi ci sono parecchie attività commerciali e chi fa consegne non è che può parcheggiare lontanissimo, spesso ci sono anche dei camion in sosta in seconda fila, per cui questo crea anche un ulteriore ingorgo. Poi ci sono gli attraversamenti pedonali dove i turisti, essendo Pino Centro è una zona densa di attività di cultura, di interesse, è chiaro che c'è gente che attraversa di più. Anche noi, come diciamo, ci muoviamo con i mezzi di trasporto, dobbiamo stare un po' più attenti ai pedoni e quindi avere anche un po' di pazienza. Ecco, mettere anche troppi semafori lungo una via alla fine crea un altro ingorgo della serie, uno di corsa deve fermarsi ogni momento al rosso, no? Dopo, però si potrebbe cambiare qualcosa. Effettivamente, per fortuna che io ricordo non è che sia mai successo niente, è più però un discorso di, come diceva anche il telespettatore, anche di ingorgo di traffico, eccetera, perché in alcuni momenti è abbastanza... Metti di punta anche perché ci sono anche gli autobus, le linee che passano di là, se è il momento che ci sono carico e scarico più furgoni, è chiaro. Sì, è una zona, è una giusta osservazione, insomma, quella del telespettatore. È zona vostra quella, sì. E guarda, circoscrizione, poi io... Buongiorno a chi è in linea. Frequento molto. Pronto? Sento che c'è vita dall'altra parte. Sì, siete in lontananza, buongiorno. Però... vabbè, casomai riproverà. Allora, abbiamo due mail. La prima è di Claudio Visentin, che saluto. Vi fa i complimenti per l'idea di essere appunto nelle piazze per ascoltare i cittadini. Chiede quali sono le proposte che pensa di portare avanti e se sarà possibile ripristinare il poliziotto di quartiere. Buongiorno caro Claudio Visentin, un saluto a lei e alla moglie Graziella, sempre fedeli ascoltatori. Il progetto nostro è importante perché negli anni un po' si è perso e quindi è giusto essere presenti spesso e al contatto con le persone, perché sono le persone che fanno la città. Se non ci fossero loro ad aiutarci e consigliarci, e noi come consiglieri di circoscrizione siamo le sentinelle di quartiere, ci vuole questo dialogo. E, tra l'altro, giusto per chi volesse venire anche a chiedere qualcosa, dalle 11 alle 13 circa saremo presenti sabato mattina domani, dalle 11 alle 13 in Piazzale Rosmini. Per quanto riguarda il poliziotto di quartiere, non smetterò mai di ripeterlo, è una vecchia iniziativa ancora di Silvio Berlusconi, è un progetto di Forza Italia che chiediamo e portiamo avanti da tanti anni. Io nel mio piccolo, a livello di circoscrizione, ho presentato insieme al consigliere Bartoli un'interrogazione per richiederlo, insieme anche a altri consiglieri delle altre circoscrizioni, e una richiesta di pattugliamento dinamico giorno e notte da parte di
poliziotto, carabiniere e vigile di quartiere, perché bisogna unire le forze di tutti. C'è stata una cordiale risposta, sicuramente era una richiesta di concerto da attivare anche al Comitato Sicurezza, composto dal prefetto, dal questore, sindaco e tutti quelli che ne fanno parte. Qualcosa già c'è sul territorio, non smetterò mai di ringraziare i carabinieri. Colgo l'occasione per fare gli auguri dell'anniversario. Ho fatto un passaggio veloce ieri in Piazza Unità, era meraviglioso vedere questo trionfo della Benemerita. Loro sono già attivi facendo un pattugliamento a piedi, interessante anche perché vanno presso le attività commerciali, chiedono come va, come non va, fanno fare anche un timbro di attestazione del loro passaggio. Li ho incrociati più volte, quelli di Via Ermet in particolare che ringrazio. Do anche il benvenuto al nuovo comandante Denis Burolo e saluto Manuel Cigni che ha finito il suo mandato ma era presente ieri in Piazza Unità. Tutto sa perché io come consigliere circoscrizione ci tengo anche ad avere un contatto diretto con queste persone perché possono collaborare anche in maniera diretta e sentirsi sempre utile, no? Allora, c'è la prossima, una telefonata, buongiorno. Buongiorno dottor Bosatti. Buongiorno Gianni. Buongiorno alla signora de Forza Italia. Buongiorno caro. Prego Gianni. Ecco, volevo ringraziare la signora che la mega mandà quei 5 interventi che doveva venire al Keyliner Berlin, ma purtroppo le mie condizioni non mi permetti di partecipare, però la ringrazio tanto e volevo anche ringraziarla per tutti i lavori che la sta facendo per tenere Trieste un pochettino sulla civiltà. Questo volevo anche dire. Comunque la ringrazio tanto per i lavori che fa, che la sta facendo. Purtroppo sono tanto vecchio che non mi arrivo quasi più a muovere, anche per telefono sono un pochettino così, però la memoria siccome mi tiene ancora e allora mi ricordo tante robe e del Kleiner Berlin mi potevo parlare tante robe perché durante un bombardamento in città sono andato proprio là dentro perché c'era 2 Kleiner Berlin, uno che era solo dei tedeschi e uno che era un pochettino più su anche per noi che in quel momento ne ciappava il bombardamento. E il pericolo di quella volta era spostamento d'aria, era terribile e tanto severo che ai volti di Chiozza i gai murato tutto affinché la gente che ciappava per la strada, insomma, diciamo così, le poteva ripararsela. E al dottor Bosatti, che è professor, maestro e tutto del cine, che mi piace ascoltarlo, ma mi non ho tanto dimestichezza col cine, però mi ricordo che qua a Trieste, come che lei la parlava di Scaiola, mi ricordo, sì, che era ladri di biciclette. Era un bellissimo film secondo me, che il muletto piangeva, la si ricorda, come ha detto, queste sono cicarioli, no, e lui piangeva, mica avessi di dire tante robe su queste, ma volevo dire che ha fatto un paio di film qua per Trieste, mi ricordo cosa era, Corriere Diplomatico, poi era anche Cuori senza frontiere, mi ricordo. E dopo era uno anche con quel cantante che era paralizzato, Luciano Tajoli. Ecco, anche con lui era un film di questi. Mi pare Ombre su Trieste o roba del genere. Adesso mi pare che sono da troppo oltre, vi saluto
E vi ringrazio. Grazie Gianni, mi raccomando. Un abbraccio Gianni, la verremo a prendere e la porteremo direttamente a una delle serate. Grazie Un saluto affettuoso a Gianni. Allora, poi spieghiamo anche il riferimento. C'è la vignetta di Englaro che è molto divertente, gli sta facendo di tutto per la sicurezza in città. Sono sicura. Sono sicura. Quindi non è male. Un caro saluto a Englaro che è simpaticissimo. Invece, sì, dicevamo rapidamente, il signor Gianni faceva riferimento ad una serie di incontri che si intitolano Atmosfere letterarie alla Kleine Berlin, e la terza edizione è già incominciata la scorsa settimana. Ci sono ancora 5. Totale sono 5, ce ne sono ancora 4 di appuntamenti. 4, ci sono ancora 4, sì. Ma si tengono dentro la Kleine Berlin. Esatto, allora è un sito da valorizzare, ci stiamo muovendo anche per fare una richiesta in merito, perché manca tutto il contorno, un ingresso, un bookshop, eccetera, eccetera. Allora, come sito praticamente si trova l'ingresso, c'è il cancello di fronte al civico 11 di via Fabio Severo. Sì. Appena si entra c'è una galleria che dopo, girando verso destra, ce n'è un'altra che è stata adibita a proprio zona per conferenze, presentazioni, libri, eventi culturali. Questo è il terzo anno di Atmosfere letterarie in Kleine Berlin. È un progetto che devo ringraziare più persone perché è stato potuto realizzare, in quanto c'è una collaborazione da parte del CAT, la Kleine Berlin, la quarta circoscrizione, coordinamento eventi, con la presidente del coordinamento eventi. Come referente io mi occupo della selezione degli autori. Nasce da un'idea di Paolo Silvari, consigliere della quinta circoscrizione, il quale anche hanno abbracciato altre circoscrizioni, come in sesta Barbara Dorico Zuccato, come anche Luca Vittiello in settima. Abbiamo anche in terza circoscrizione un accordo anche con un gruppo della Lega. E quest'anno avremo 4 appuntamenti, velocemente ve li ricordo, e anche inserito nella rassegna di Trieste estate. Allora, mercoledì 18 giugno avremo Maurizio Lozei, moderato da Luigi Urdic, i 10 brani rock che hanno fatto la storia. Il mondo. Mi ricordo, abbiamo presentato qua il libro. Il libro sui miti, interessantissimo. Poi, mercoledì 2 luglio, 20 e 30, Febo Ulderico della Torre di Valsassina, con Andrea Comisso e un sottofondo musicale soft, avremo La guerrita indifferenza del Geco, un libro molto sottile che ha scritto lui, è già stato presentato, però lo riproponiamo perché è interessante porre l'attenzione. Poi, colleghi del nostro Bosazzi, avremo l'onore di avere Paolo Picchierri, moderato da Cristiano Degano, con la riedizione della Chiave di Via Rastello, un giallo ambientato su Gorizia, molto interessante, di cui c'è stata anche fatta una versione radiofonica. E mercoledì 6 agosto, per finire, alle 20:30, sempre fisso i mercoledì alle 20:30, Rossella Ghigliotti, una giovane emergente scrittrice triestina molto valida, con Velluto e Piume. E qui abbiamo modificato un attimino assieme a lei. Ci sarà Michela Cembran e una blogger che dialogheranno con lei. Michela Cembran farà una lettura a chiave sua del libro. Vi accogliamo, vi aspettiamo numerosi, e merita, perché l'ingresso è gratuito, dura un'ora, mercoledì, metà settimana, si sta anche al fresco perché sono 15 gradi fissi alla Kleine Berlin, quindi merita. Aspettiamo anche Umberto Bosazzi. Allora, è possibile conoscere quando vi saranno gli incontri rionali di Forza Italia per la 7ª circoscrizione? Assolutamente a breve, infatti 7ª circoscrizione c'è il consigliere Luca Vittiello, che ha anche accompagnato me, perché un po' anche noi andiamo negli altri rioni, perché infatti abbiamo 2 moduli per raccogliere istanze per la città, che quindi poi raccogliere anche per altre circoscrizioni, che è la tua. Parlerò anche col collega Vittiello, il quale divulgherà le date appena. Qual è la 7ª? La 7ª comprende Borgo San Sergio, Valmaura, Altura, un po' la parte un po' più in nord di Trieste, insomma, no? Allora, sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno.
Buongiorno Bosazzi, buongiorno a lei dal suo ospite. Buongiorno Nivea. Nivea, buongiorno. Allora, a proposito, visto che parlate di Klein e Berlin, volevo dire una cosa. Io tanti anni fa, saranno 8 o 9, ho telefonato sia a Tele4 e c'era una volta Cieco, una volta Piero Camber, ho detto che quel muro vicino che tiene su la via di Romagna e dove c'era un distributore dell'Agip italiano, perciò ecco, è sempre quel buco con delle piastrelle 20x20 bianche, e visto che adesso prende quota Klein Berlin, ci sono anche dei turisti che vanno lì, è veramente vergognoso. L'ho chiesto di ripristinarlo e di obbligare, perché quel buco c'era un incanto dove si servivano i clienti del distributore di benzina, per cui dovrebbe essere a spese dell'Agip quella volta, no? E penso anche adesso, non so neanche se sono stati levati fuori i contenitori della benzina, per cui veramente proprio anche davanti al tribunale, che è un palazzo insomma artistico, veramente è vergognoso. Venendo giù per via Fabio Severo, vedere quello sconcio non è possibile. Se si potrebbe fare un intervento o qualcosa e obbligare a ripristinarlo, se non è loro obbligo, almeno lo faccia il comune, perché visto che si sta ampliando anche questa visita, sarebbe meglio metterlo a posto. Grazie. Ma detto fatto, Nivea la ringrazio tantissimo, perché proprio con la consigliera Coricciatti, che eravamo assieme alla conferenza stampa della presentazione dell'atmosfera letteraria, abbiamo pensato a una richiesta da proporre. Adesso non posso dire tanto perché dobbiamo presentare, ma ci stiamo lavorando, perché giustamente quella zona inutilizzata potrebbe essere rimessa a nuovo. Se ho capito bene, c'è dove una volta stavano i distributori di benzina. Era praticamente il retro del benzinaio, una mini galleria dove il benzinaio stesso aveva deposito, aveva il bagno e tutto, quindi c'è ancora una rete idrica, è tutto da sistemare, e quello potrebbe essere un potenziale. E si vede ancora? Sì, perché passo ogni c'è giorno, una piccola grata, ma tu passando a piedi lo vedi, e potrebbe essere sfruttato proprio per essere un'estensione della Klein Berlin, per creare, come essendo un luogo che ha un passaggio tantissime visite. Basta andare su TripAdvisor, si vede quante visite ha avuto, è un sito da sfruttare. Poi tanto, se non ha senso che stia inutilizzato in quelle condizioni, facciamo subito qualcosa di nuovo, ma ve ne parleremo. Sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Pronto? Deve essere quello di prima. Pronto? Vabbè, niente, andiamo avanti. C'è un'altra mail, dice, via Belpoggio è vostra? Sì. Ok, dice, perché via Belpoggio, questo è il telespettatore che lo scrive, è oggetto di pulizia con i discutibili soffiatori solo nel marciapiede sinistro. Sarebbe opportuna la presenza saltuaria di un operatore che raccolga i detriti lasciati dal rifacimento della segnaletica. Quindi qua ci sono due cose, se ho capito bene. Sì, prendo nota, faremo un sopralluogo e comunque, essendo la nostra circoscrizione, possiamo sicuramente inoltrare una segnalazione. Può essere che, ma non credo che ci siano due marciapiedi con doppia. Aspetta, che delle volte in città un marciapiede appartiene, che ne so, è del comune, e l'altro magari per tutta una serie di ragioni può essere privato. Una volta c'erano dei marciapiedi della SIP. Sì. C'è una parte che dietro Villa Neckar ci sono. Devo passare direttamente a vedere, adesso non mi esprimo in merito, però sicuramente sarà oggetto di un sopralluogo e verificare la richiesta del nostro telespettatore. Sentiamo la prossima telefonata, speriamo ci sia qualcuno. Pronto? Ecco, sì. Perfetto. Ecco, sì. Buongiorno. Ecco, sì, buongiorno. Spero di essere brevi. 3 temi. Allora, l'altro giorno c'era un certo mare, della CGIL, che parlava riguardo agli appalti, riguardo agli infortuni, e questo quesito
quesito che ha appunto posto sulle votazioni che sarebbero fare al referendum, no? Cioè il discorso di far sì che anche la società che dà l'appalto sia responsabile di infortuni. Diciamo che questo, come dicevo, è un po' una bufala, perché se io sono l'azienda diciamo, che riceve l'appalto e do un subappalto e il subappalto lo dà un altro subappalto, c'è sempre un RUP, c'è un responsabile unico per procura che controlla questa situazione. Se questo trade viene a cadere, evidentemente non abbiamo più la tutela verso i lavoratori, per cui va comunque verificato e va comunque controllato l'aspetto proprio del passaggio di mano, perché è inutile che mi vengano a dire ma l'infortunio lo paga l'azienda appaltatrice e oggi dovrebbe pagarlo anche l'azienda che prende l'appalto originale. No, l'azienda appaltatrice viene data tutta la responsabilità attraverso un RUP, un responsabile unico per procura, deve verificare questi aspetti, diciamo così, e ecco che si tutela sia l'aspetto, diciamo così, retributivo, sia l'aspetto di infortunio, cioè, come dico, è un buco nell'acqua, punto. Okay. Altro argomento, io avevo sollevato il discorso di Landini che prende 7.500 euro al mese, io dico, sì, ma lui lavora, cioè, intanto sicuramente ha tutto pagato, viaggi, eccetera, poi se andiamo a paragonare che quello che prende l'operaio della Danieli, anzi della ABS o di qualsiasi feriera, 1.500 euro al mese lordi, io direi che forse Landini, che è il compagno, come lo hanno definito lì nella vostra trasmissione lo scorso lunedì, dovrebbe dire va bene, 7.500 dovrebbe essere il mio stipendio, però io mi abbasso a 2.500. Perché? Perché sono un compagno, diciamolo, no? Per cui è inutile usare retoriche che vanno appunto in più, come dico, questo referendum è per portare 2,5 milioni di voti, se passa, diciamo così, il discorso dell'immigrazione, il discorso, diciamo così, della cittadinanza da 10 a 5 a chi? Alla sinistra. Cioè, rendiamoci conto, non so se questo è chiaro al pubblico, che ognuno che viene legalizzato, diciamo così, diventa cittadino dopo 5 anni, porta madre, padre, figli dei figli, nipoti e compagnia bella, per cui invece che avere uno in ospedale ne avremo 10 che vanno lì a fare l'acquisto. Ecco che ci viene a creare una difficoltà nel sistema sanitario nazionale. Chiudo, Busca, cioè noi abbiamo un personaggio che ha ammazzato un povero ragazzo buttandolo nel liquido, che spinge un bottone per ammazzare Borsellino e quell'altro, poi mi fanno vedere l'automobile distrutta in mezzo alla piazza, guardate, e liberano questo delinquente, ma questo qui deve essere buttato in galera, via la chiave, perché nonostante questa legge mi sembra che era stata approvata da uno dei due, da Borsellino o da quell'altro, non mi ricordo, che voleva così, cioè i tempi sono cambiati, vediamo cosa succede, femminicidi ogni giorno, lì è inutile anche lì discutere o fare processi, l'infermità mentale, no, lo prendi e gli dai l'ergastolo subito, senza processo. Inutile fare i garantisti, vedete che se succede così, se si fa così, la gente comincia a pensare, perché non è accettabile che nel 2024-25 ci sia ancora un rapporto medievale nei confronti dell'uomo verso la donna. Okay. Non esiste. Ecco, chiuso. Okay. Buongiorno. Grazie, poi riprendiamo dopo la pubblicità. Sì. Io vi prego siate brevi, perché sennò dobbiamo rimettere in funzione il cronometro e non è mai... Facciamo una diretta di 2 ore, se no... Andiamo in pubblicità, poi rispondiamo. Allora, dobbiamo rispondere un attimo al telespettatore di prima. Sì, allora hanno menzionato il discorso degli appalti, subappalti, sicurezza. Io auspico, come in tutte le aziende, ci sia un RSVP, il DVR da compilare, un RUP, appunto un responsabile sicurezza, e anche che tutte le persone che vi lavorano abbiano i corsi di formazione che sono obbligatori per il dipendente, che il dattatore gli deve fare, e che quindi la sicurezza sia un discorso che tutti conoscono, sia nel prevenire gli infortuni
come non so, lasciare in mezzo in una zona di traffico avanti e dietro del personale le cose, o lasciare accesi, o delle prese vicino all'acqua, insomma, tutto un discorso di sicurezza, no? che di solito nelle aziende serie viene fatto. Il discorso della legge, di quello, sicuramente se non ci sono delle leggi ferree, la gente si sentirà sempre autorizzata a delinquere, ma mi sembra che ci stiamo muovendo nel senso giusto, che forse smetteremo di fare l'occhiolino a quello che ti occupa la casa, a quello che fa la truffa agli anziani, i borseggiatori, ma sì, facciamoglielo fare, ma sì, no, un po' di decisione ci vuole. Sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Buongiorno a lei, suo ospite. Buongiorno. Sono Gino. Buongiorno Gino. Volevo dire che una cosa che ho acquisito facendo per la prima volta uso del tram di Opicina. Ok. C'erano alla partenza una miriade di turisti, la carrozza piena, Opicina bellissima, ristorantini tutti pieni, piccolo particolare. Mentre a Opicina si respirava quest'aria un po' demodè, no? di questo tram, eccetera, a Trieste è un disastro. La stazioncina, quella originale, è interessata da lavori che non si capisce a cosa devono fare. C'è questa sede questo tratto di binari che non è percorribile, non si capisce per quale ragione. Sono passati 8 anni e è sempre lì, quindi c'è il baretto vicino e invece i turisti devono stare a 100 metri di distanza in un gabbiotto di plastica che col sole era un forno e in cui dentro non c'è neanche una panchina per far sedere le persone magari anziane. Cioè è un disastro, mentre a Opicina si respira veramente un qualcosa di bello, a Trieste in partenza fa veramente... fa cadere le braccia. Vorrei che, se la signora si può interessare, sarebbe una cosa utile. Grazie e buongiorno. Grazie signor Gino, è una richiesta che è partita da più cittadini, so che anche dei consiglieri in comune se ne stanno occupando, quindi la situazione del gazebo in Piazza Dalmazia è temporaneo, adesso non posso dirle una data precisa, ma diciamo che è volontà da parte della Giunta di tutti di poter riallocare la partenza del tram di Opicina nella vecchia sede originaria, anche perché è giusto che ci sia una zona d'ombra, un posto per poter ristorarsi, appunto perché dietro via il bar. E anche ieri in trasmissione all'altro ospite una persona ha chiamato che dice si manca la panchina, quindi diciamo che qualcuno si sta muovendo. Posso anch'io risollecitare, anche un consigliere in circoscrizione con me ha fatto un'interrogazione in merito, per cui diciamo che sono più voci nel coro che si stanno adoperando. La ringrazio signor Gino per la richiesta. Allora, telefonata, poi abbiamo 2 mail ancora da leggere, sì. O 3. 2. Buongiorno, no, non c'è più? Pronto? No, ho visto male, allora andiamo, no, c'è, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Silvia. Buongiorno. Signora Silvia. Allora, quando ho sentito la frase appunto che non bisogna fare l'occhiolino a chi occupa le case, no? Io ho sempre pensato che è una cosa odiosa, perché a parte le case sfitte che vengono occupate, ma ci sono stati casi, ma molti anche, di persone che erano assenti momentaneamente e si sono visti con una grande prepotenza a occupare le case. Io credevo di impazzire sentendo quelle cose là, perché io non so, io sarei stata capace di buttare giù con un'accetta, di fare una strage in quella casa, se fosse stata casa mia. E questo è un discorso che mi sembra che chiunque può essere d'accordo, non occorre essere di un partito o dell'altro, no, è la vita delle persone che viene interessata. Poi però c'è un altro aspetto anche, che non è assolutamente tollerabile che un istituto case popolari, o come cavolo si chiama, trascuri
in modo, ma anche lo Stato, i governi, perché non parlo dell'ultimo, l'ultimo anche, perché adesso c'è e questo è, e questo, a lui ci si deve rivolgere, no? Per le cose, non è che posso rivolgermi a quello di prima o quello che verrà, no. Quindi anche il governo deve interessarsi, ma in maniera molto seria, perché la casa è la base fondamentale della vita, assieme col lavoro chiaramente. Quindi la casa, tutte queste cose che sono trascurate, sono quasi arrugginite, sono problemi arrugginiti, se ne deve occupare il governo, la regione, chi di dovere. Cioè ci sono centinaia di migliaia di appartamenti vuoti. E non vengono fatte le graduatorie, non vengono assegnati e nel frattempo la gente, anche le coppie giovani per esempio, che prendono, non so, 1.200, 1.100 di stipendio, a volte neanche, non possono permettersi un affitto privato fuori e quindi avrebbero bisogno di quelle case con un affitto calmierato in base al reddito. Io l'ho avuto, ho vissuto in tempi migliori, devo dire, l'ho avuto, pagavo in base al mio reddito, non pagavo 10.000 lire, pagavo molto di più, però in base al mio reddito. Ed è stato un grandissimo trampolino di lancio per poter vivere decentemente. Quindi via fuori dalle scatole chi occupa le case, ma via i governi che non si occupano di questi problemi della gente. Ecco, io questo volevo dire. Okay. Grazie e signora. Buongiorno. Grazie signora Silvia, buona giornata. Fa parte di una delle varie novità del nuovo decreto sicurezza, questa cosa che spero venga messa in atto prima possibile, proprio il discorso delle case, perché anch'io, non so, voglio dare in locazione il mio appartamento, ho paura chi verrà a prenderlo in affitto. Chi mi assicura che questa persona mi pagherà sempre l'affitto? Magari mi paga 2 mesi, dopo non lo paga più. E io cosa faccio? Quindi è una perplessità che abbiamo tutti. Ho anche un amico che ha subito questo in una casa che aveva fuori Trieste, ha dovuto per anni con avvocati discutere, si è trovato la casa modificata. Non so quanti soldi ha dovuto spendere per riprendere l'appartamento in mano e per pagare gli avvocati anche, è una cosa pazzesca. Allora, sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Buongiorno, sono Franco da Udine Nord. Buongiorno ai signori, ai triestini e anche ai friulani. Aspettavo che chiamasse. Dire, il signore che ha parlato prima della pubblicità ha detto giusto prendere queste persone, metterle in galera e buttare via la chiave. Io direi un'altra cosa, se Torretta fosse stato giustiziato subito, la povera Martina di Fragola non sarebbe morta, perché l'assassino, visto i precedenti, non avrebbe agito così come ha fatto. E quindi cosa vogliamo? Cosa vogliamo? Siamo lì troppo indulgenti, troppo umani per queste persone che sbagliano. Come sbagliano? Ma 77 coltellate alla povera Giulia. Ma cosa vogliamo fare ancora? Ok, grazie. Tocca essere... No, ma siamo tutti arrabbiati, è giusto lo sfogo anche del signor Franco di Udine. Allora, devo fare rapidamente alcune mail perché sennò non usciamo. Dunque, può informarsi se il tratto erboso tra Scala Campi Elisi e la discesa alla Morpurgo appartiene all'Ater o al Comune. Ci sono alberi molto alti che ormai toccano il fianco della casa e le terrazze. Questo è uno. Poi un altro, ci sono anche delle immagini, volevo segnalare il tratto di strada all'incrocio tra via Colautti e via Combi, evidenziato nella foto in allegato, e così da almeno 3 anni, invece di riparare il tratto di marciapiede ammalorato, si sono posizionati i cartelli di divieto e basta. Con tutti i divieti che ci sono in zona per lavori, facciate ed altro, anche il più piccolo parcheggio può essere utile e non è accettabile che in 3 anni non sia stato ripristinato il marciapiede. Questa è la foto ed effettivamente sì, c'è un solo posto macchina che viene compromesso, diciamo così, da questi lavori, però adesso credo che stiano appunto, ho visto ieri delle impalcature
in zona, per cui sarà piuttosto problematico, e quindi giustamente, come dice il signore, anche un posto macchina è prezioso. Posso farmi inoltrare la mail da voi a me? Si può? Se autorizza Penso di sì. cittadino, così vedo la foto. In qualche modo sì, poi ho anche il contatto della persona, se vuole lasciare in segreteria il numero, ci troviamo, facciamo anche insieme un sopralluogo, con piacere. Poi gliela faccio, magari sì, la faccio vedere io. Anche un'altra persona me l'aveva segnalato, e la nostra circoscrizione. Allora, poi dopo invece, questo è un argomento che le sta a cuore, segnalo alla dottoressa Doglia il disturbo alla quiete di giorno e di notte degli abitanti di via Boccaccio provocato dall'errata ubicazione della zona di sgambamento cani nel giardino Leonor Fini. L'errore progettuale è quello di realizzare la zona sgambamento in adiacenza ad una pista dove le persone camminano, i bambini corrono o passano in bici, in triciclo o in skateboard. I cani all'interno sono aggressivi e quindi rumorosi verso tutti quelli che passano e verso i cani che si trovano all'esterno. In altre città, a Vienna per esempio, vengono collocate siepi che impediscono queste interazioni. Ringrazio, una segnalazione che mi avevano già fatto, conosco benissimo via Boccaccio, ormai la mia battaglia, fra qualche anno qualche altra conquista la faremo, intanto arriveranno le telecamere. L'area sgambamento in realtà c'è sempre stata, solo che era messa nella porzione finale tipo a U, aveva la staccionata intorno, dopo è stato deciso di metterla centrale, anche perché Trieste si sa che ha 20.000 animali d'affezione, per cui la gente le richiede, quindi devi un po' accontentare tutti, sia il discorso aree verdi, il discorso di far giocare i bambini, ma anche dove portare i propri cani, e che purtroppo ci sono cani di diversa taglia e come no, c'è quello che abbaia di più. Certo. So che dà fastidio perché ci sono anche tante case intorno, anche con Umberto Bosazzi abbiamo fatto anche un bel sopralluogo assieme, ma tutti i giornalisti Tele4 vi sono passati. Sì, ormai quella è una zona... Comunque, se si può fare qualcosa capiremo con calma, perché sono tanti progetti in atto, no? Allora, Grazie. c'è una telefonata? Pronto? Buongiorno, signor Bosazzi, lei mi taglia sempre, dopo 20-30 secondi. No, è caduta la linea. Ma è possibile che non può mettere il tassametro? Almeno ognuno sta dentro quei 2 minuti che deve telefonare. Ma è caduta la linea. Volevo dire un'altra cosa che non ho potuto dire prima. Le case Atler, ma se non è il sindaco che apre asili da ogni parte, forse il sindaco, il prefetto, il questore, il Federica, perché non fanno? Ma se le case Atler danno praticamente un introito, un guadagno, perché non metterle in atto e dare la possibilità a tutti questi giovani che devono sposarsi la casa? È inutile star lì a girare, il governo, ma il governo ne ha 1000 da fare. Facciamo un po' per conto nostro e mettiamo in atto le case Atler. Ci sono tante case Atler. Continuiamo a mettere, e che diceva la signora un momento fa, le telecamere. Ma se si facesse quello che dicevo prima, una giustizia, questi occhio per occhio, dente per dente, praticamente, con Turetta e l'altro che ha ammazzato quella ragazza a Fragola, e non servirebbero le telecamere, perché ognuno girerebbe tranquillo e beato senza nessun impedimento. Grazie, mandi. Non credo che sia così istituiamo semplice. la legge del taglione immediatamente e portiamo al Senato il signor Franco a legiferare per noi. Non credo che sia così semplice. È il mondo ideale che tutti vorremmo, Signore degli Anelli. C'è un'altra telefonata? Buongiorno? No? No, è caduta. Allora andiamo avanti. Vediamo se c'è, dunque avevo visto, sì, questa qua,
fa riferimento ancora a Landini, dice: vi ricordate quando Peppone vince Totocalcio e chiede a Don Camillo di incassare la vincita per non dividerla con i compagni? Come potete pensare che Landini rinunci al suo stipendio? Questa è una polemica ormai da parecchio tempo che vede coinvolti i sindacati. Roba mia, se magari aumentassimo gli stipendi a tutti quanti. Questa è una cosa italiana, che in Germania guadagnano di più, in Svizzera guadagnano di più, anche il tenore di vita è più alto, ma qua a livello locale non è che possiamo fare granché. Però insomma, allora, poi abbiamo tanto per parlare di argent, come dicono quelli che ritengono di parlare bene, c'è anche questa vignetta di Englaro che la faccio vedere, insomma dice Cirque du Soleil è uno spettacolo per tutti quelli che può permettersi una sacra, come ha detto Dipi, perché insomma, però insomma, anche in questo caso pare che i posti siano quasi tutti esauriti. Allora, per quanto riguarda... ne discutevamo ieri. Credo che no, c'è una telefonata, io do sempre la linea a chi telefona piuttosto che fare domande mie. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Allora, io volevo dare una segnalazione. Io abito qua in via dei Moreri e ho il parco giochi che è stato fatto dal sindaco con tanto di grido, e volevo dire che hanno messo i cartelli, siccome c'ho anch'io i nipoti che va a giocare, e alla sera e anche al mattino presto ci sono i signori che prima portano i cani nel suo e poi fanno le scale e vanno sopra e vanno dove che i bambini giocano a gattone anche per terra. Perciò io penso che questa cosa qua non è giusto. Da quando hanno aperto non si è mai visto una persona che vada a vedere, non so, anche i vigili che si fermano con la macchina, che vanno a vedere cosa. Alle volte succede anche di giorno, quando ci sono i bambini che giocano, e passano questi con questi cani anche grandi, che potrebbero anche con tanti bambini succedere qualcosa. Questo lei dice... A parte il fatto che hanno messo i cartelli che neanche si vedano, perché i cartelli veramente bisogna camminare con la testa per aria per vederli. E poi dei cartelli così piccoli che è difficile, non metterli sulla scala quando vanno su, oppure nelle salite quando vanno su, perché è una cosa indecente, perché è un parco bello, però da ora in avanti verrà fuori come quello di via Boccaccio. Tutto qua. Lei dice il parco a Roiano nella Piazza Nuova in pratica? Sì. Ok, perfetto, va bene. Penso che è terza però insomma... Posso parlare con i miei colleghi della terza, succede anche in via Boccaccio che ogni tanto sforino la zona e vanno, sconfinando dall'area sgambamento, portano i cani nell'area giochi, i bambini hanno trovato anche delle azioni. Quello è anche il senso civico della gente, purtroppo sta lì H24 e dire tu non andare, tu non fare, capisci che è difficile, ci sono anche cartelli giustamente che evidenziano, capiamo un attimo se si può... Non ho capito se la signora, se in questa, mi pare che anche nella zona sia prevista un'area sgambamento cani, se non mi sbaglio, io non l'ho ancora vista inaugurata. Ci sono ancora alcune parti da ultimare, però comunque... È giusto, perché magari un cane ti sfugge dal guinzaglio, può mordere un bambino, cioè il discorso anche di sicurezza per i bambini, bisogna no? fare. Anche per gli adulti, perché anche io posso essere morsa da un cane. Questo sì. Per cui, giusta osservazione, adesso vediamo un attimino, parlerò anche con i colleghi. C'è un'altra telefonata, buongiorno. Buongiorno, sono io? Sì, prego. Buongiorno. Siccome parlavate adesso della piazza di Roiano, volevo fare un'osservazione. Ci sono letteralmente due fontanelle, una subito spandeva e poi hanno semplicemente chiuso l'acqua, e quella proprio vicino al campo giochi, sulle Via Moreri, chiuso l'acqua e basta, non l'hanno riparata. E poi c'è una cementificazione spaventosa. Io mi aspettavo che su dove hanno messo i giochi mettevano come in via Boccaccio
uno strato di terra e fare qualche arbusto, qualcosa. Niente, nulla. Hanno messo anche quelle specie di gabbie che pensavo che mettevano per i rampicanti, niente, non c'era neanche una zolla di terra attorno. Non so una cosa, non so per cosa servono quelle, ecco. Questa è un'osservazione proprio mi è venuta in mente perché stavate parlando della piazza di Roiano, ecco. Ok. A parte la cattedrale del deserto che è l'asilo, no? Insomma, quello. No, è un discorso a parte, insomma. Vabbè. Grazie. Ok, grazie, quindi troppo cemento, dice il signore in quella zona. Vediamo se c'è ancora una telefonata, perché tra l'altro la mia domanda prevederebbe una risposta piuttosto lunga, per cui io provo a farla lo stesso, insomma, poi dopo. Sì. Abbiamo parlato in questi giorni della ristrutturazione, che San Giusto è zona vostra? Sì. Ecco, c'è la ristrutturazione della vecchia curia, insomma, adesso l'ho detta così, che noi conosciamo di più come sede del Dipartimento Militare, eccetera. Quando questa cosa andrà avanti, andrà a essere completata, eccetera, lì cambia parecchio anche la zona, no? Assolutamente sì. Adesso parleremo anche con l'assessore un poco per il discorso di tutto il lavoro di rifacimento. Adesso non vi do una risposta ben definita, però sicuramente implicherà delle variazioni, quello sì, senz'altro. Perché bisogna tenere appunto in considerazione anche questo. Allora, da quando i sudamericani hanno rilevato un bar nella piazza in questione, si parla di piazza, che piazza è? Garibaldi, si può dire che la pace notturna viene a mancare, bevono e parlano ad alta voce e portano la radio in piazza con musica ad alto volume. Questo in piazza Garibaldi, si vede che è una cosa nuova. Quella zona lì è critica, c'è poca sicurezza, è multietnica, e c'è chi porta anche le proprie usanze, diciamo, chi più caliente, comunque non va bene, ecco, diciamo i latinos, tanto però per rimanere in tema. Sì, non va bene, sono case, la gente ha anche bisogno di dormire. Direi. Ok, quindi questo è, allora siamo a posto? Perfetto, sono le 9, quindi io ringrazio la consigliera circoscrizionale di Forza Italia in quarta, capogruppo Anastasia Doglia, per essere stata con noi. Buon lavoro. Grazie a voi per l'invito. Adesso cambiamo ospite, sarà con noi il Massimo Bazzocchi, che è un esponente di Azione. Dopo la pubblicità cambio ospite. Bene. Però. Eccoci, allora stiamo parlando con l'ospite Massimo Bazzocchi di Azione. Grazie per essere tornato nei nostri studi. Stiamo parlando di argomenti che poi tratteremo anche nel corso dell'oretta che staremo insieme. Prima però volevo evadere una mail che riguarda il parco di Roiano, visto che se ne discuteva prima, in merito ad una telefonata. Il parco di Roiano è pulitissimo, cani nelle aree evitate non ci sono, l'area destinata ai cani è frequentatissima, magari c'è sempre qualche proprietario di cani maleducato, come quella signora che ha fatto fare la pipì al bambino nel parco giochi. La maleducazione e il buonsenso ci sono sempre da una parte e dall'altra. Insomma, giusto per tornare su quell'argomento. Io non ho ancora visto, se devo essere sincero, il parco di Roiano finito, per cui non riesco a farmi un'idea. Allora, parliamo di sanità. Nei giorni scorsi ci sono state un paio di conferenze stampa, un paio di incontri con i direttori di alcuni dipartimenti di Asugis, segnatamente otorino-laringo-iatria a Trieste e poi credo cardiologia o ortopedia a Udine, a
Gorizia e Monfalcone. Ma siccome c'è una telefonata in linea, magari lo riprendiamo dopo. Sentiamo chi è in linea. Buongiorno. Buongiorno. Allora, questo è quello di prima che evidentemente ha dei problemi di otorinolaringoiatria, perché o non sente o non parla, per cui dovrebbe andare su a Catinara a farsi vedere. Allora, durante questi incontri sono stati tracciati dei bilanci delle attività delle strutture e sono state evidenziate anche delle criticità che per alcuni che non sono nemmeno, come dire, imputabili a disorganizzazione o cosa del genere, sono imputabili probabilmente a come sta andando la nostra società. Una delle cose che è stata sottolineata è come è cambiato in maniera piuttosto drastica il rapporto fra paziente e istituzione medica. Cioè è stato detto, una volta il paziente andava dal medico per ascoltare, adesso molti pazienti vanno dal medico con l'idea di farsi dire quello che vogliono sentirsi dire. Si percepisce questo? Sì, questo è un fenomeno che è stato segnalato da diverso tempo. A volte vengono imputati come colpevoli anche i social e il web, il Dr. Google, come viene chiamato, sì, perché ci si informa, dopodiché si richiede qualche cosa di cui ci si è convinti autonomamente. Io credo che questo è un problema chiaramente di rapporti, la relazione medico-paziente è fondamentale. Quindi di solito in una relazione, qualsiasi relazione sia, diciamo, c'è sempre il problema è comunque sempre dalle due parti, se vogliamo. Sì. Quindi evidentemente la ricostruzione di un rapporto non può prescindere da un corretto porsi del medico empaticamente verso il paziente, ma anche viceversa. Devo dire, andando sul discorso che in questo momento mi è molto, diciamo, mi colpisce parecchio, cioè quello dell'intelligenza artificiale, se vai a chiedere a un'intelligenza artificiale, vari tipi, un chat GPT, piuttosto che Gemini, ma ce ne sono tantissime, appunto un discorso, un argomento medico, dice illustrami, eccetera, conclude sempre in maniera politicamente corretta, devi rivolgerti al tuo medico. Sì. Ecco, questo è interessante, questo è meglio del Dr. Google che viceversa, che non ha nessun controllo, o dei social, dove addirittura spesso ci sono molte fake, dove ci sono molte informazioni che sono assolutamente scorrette. Però questo atteggiamento, come posso dire, in qualche modo modifica il rapporto tra medico e paziente, però rischia anche, se vogliamo, di inficiare anche il momento di cura, cioè nel senso potrebbe darsi che un paziente non si fidi più dell'intelligenza artificiale o di internet che non del proprio medico, e poi anche, diciamo così, che non si fidi di tutta la rete che viene dopo e che potrebbe prenderlo in gestione. Naturale, instaurare una relazione corretta vuol dire instaurare la fiducia. Quindi, chiaramente questo è il punto, no? Questo non è un problema di oggi, è un problema di sempre, datato sicuramente. La preoccupazione di chi si occupa di comunicazione è proprio quella di edificare un edificio in cui ci sia una relazione fiduciaria, sostanzialmente. Questo è fondamentale. Direi che oggi il problema è più complesso, proprio in seguito a queste immissioni. È un lavoro indubbiamente da fare. La sfiducia crea danni, ma non parlo danni per il medico, ma soprattutto per il paziente, ovviamente, perché
può comportare intraprendere dei percorsi che sono per lui dannosi. Allora, abbiamo una mail, dice: di ritorno da una vacanza in cui ho rivisto le mascherine del periodo coronavirus, mi è tornata in mente la polemica sul Muggesano rifiutato, secondo alcuni, dalla cardiologia a Cattinara. Si potrebbe sapere, rispettandone la privacy, com'è andata? I media hanno pompato la polemica gettando benzina sul fuoco e creando certezze su ipotesi nei suggestionabili, al di là del fatto che non so come potremmo sapere. Dunque, io ho letto anch'io nei giornali, penso di aver capito a cosa si riferisce. Qui vorrei rimanere più sul vago, dato da diverso tempo, e anche questo non è una cosa recente. Adesso diciamo abbiamo avuto questo impatto col problema dei vaccini, per cui pazienti si rifiutavano di essere vaccinati, c'è tutto, devo dire, una componente dell'opinione pubblica, minoranza per fortuna, che ha queste avversione verso i vaccini con delle, potremmo dire dei racconti sulle correlazioni mai dimostrate scientificamente, per esempio con l'autismo, e abbiamo potremmo chiamarlo ministro della sanità, il responsabile dell'FDA americano, che è proprio il Kennedy Junior, che è uno di sì, questo ci fa rabbrividire. Ma anche non è una cosa da oggi, anche in passato. Pensiamo per esempio, io spero di essere politicamente corretto, non voglio offendere nessuno, ai testimoni di Geova, no? Che rifiutano le trasfusioni. Quando tu ti trovi a dover intraprendere per esempio un intervento cardiochirurgico in cui è possibile che ci sia una perdita di sangue, o qualsiasi intervento in cui si presuppone che si possono perdere litri di sangue, ecco, quello di pensare di poter fare un intervento, non sono un chirurgo, ma penso di poterlo dire, con plasma artificiale è praticamente impossibile. Ecco, quindi allora cosa si deve fare? Soprattutto pensiamo a un paziente bambino in cui la responsabilità è dei genitori. In questo caso il chirurgo può rivolgersi al magistrato per togliere la tutela del genitore nel periodo, eccetera. Quindi, voglio dire, questi sono casi veramente a volte drammatici. Quindi è un po' difficile. Sì. Esattamente. Ma mi perdoni, chiedo scusa anche al telespettatore che è in linea, ma in un paese come il nostro una cosa di questo genere, cioè chiedere una sospensione temporanea della patria potestà, è una roba rapida oppure? Sì. Ah, comunque sì. Sì, rapida, sono magistrati, per esempio io ricordo anche la mia esperienza lavorativa precedente, io sono un radiologo per cui non mi occupo di questo, ma anche per la diagnosi l'accertamento dell'età che si fa, dell'età ossea, con la radiografia. Se è un minore o presunto minore ci deve essere l'autorizzazione, è praticamente questione al massimo di decine di minuti, un'ora, sì, non è... No, pensavo a un altro discorso alle nomine dei presidenti delle autorità portuali, ma questo è un altro discorso. Sentiamo la telefonata a cui risponderemo dopo la pubblicità, in ogni caso. Buongiorno. Sono Gino. Buongiorno signor. Siccome l'ospite ha sollevato il problema del rapporto paziente-medico, io ho l'impressione che tutto sia precipitato proprio dopo il Covid, perché la classe medica in effetti non ha mosso lingua sul fatto di far usare a tutti i pazienti, cioè a tutte le persone un siero che non era un vaccino ma una novità, una nuova tecnologia mRNA non collaudata e che aveva delle controindicazioni nascoste che hanno dato origine addirittura a morti
e a gravi infezioni polmonari e che ancora oggi, pur non essendo riconosciute ufficialmente, producono nelle persone gravi problemi e la classe medica è stata muta. E quindi vuol dire che i medici o non sono incapaci su questi discorsi oppure giocano un modo di rapportarsi al paziente diverso da quello della solidarietà. Grazie, buongiorno. Sentiamo, dopo la pubblicità rispondiamo. Insomma. Santo cielo. Siamo un paese democratico. (97-91). Allora, abbiamo da rispondere al telespettatore di prima. Sembra di tornare indietro di quanto? 4 anni in pratica. Ma vabbè. Mi dispiace che il signor Gino abbia preso una strada che non condivido nella maniera più assoluta. I medici non è vero che non abbiano parlato, anzi molti miei colleghi sono anche deceduti perché sono esposti al virus per aiutare la gente, per aiutare i pazienti nelle corsie, molti infermieri, quindi questa narrazione è assolutamente falsa, sbagliata, un po' cattiva, mi lasci dire. In merito all'efficacia dei vaccini, faccio un aneddoto storico. Quando nella fine del Settecento in Inghilterra Jenner provò su se stesso e sui familiari il vaccino sul vaiolo, prendendo il contenuto delle pustole del vaiolo delle mucche, quindi provò in maniera sperimentale, così molto avventata, si diffuse poi l'informazione che effettivamente non ci si ammalava del vaiolo umano più pesante se si faceva la famosa puntura, la famosa scarificazione di Jenner. Napoleone, io sono un appassionato di Napoleone, ecco, devo dire, qualche anno dopo diede a disposizione ai suoi generali di vaccinare tutti i soldati col sistema di Jenner, per quello che si chiama vaccino, no? Da Vash, non si dice in inglese, si dice cow, no? Sì, ecco, sì, quindi da Vash, il vaccino viene fuori proprio dal fatto che sono i francesi che hanno per primi fatto una vaccinazione di massa dei soldati. Ne morivano il 30-40% di vaiolo prima del vaccino. Allora, tanto per dire, ci vuole coraggio, ci vuole anche diciamo, una sperimentazione nei momenti di difficoltà anche aggressiva, ma lì non è stata aggressiva, si studiava da tempo la funzione dell'RNA messaggero, si dice RNA messaggero, scusi se faccio questa distinzione, no, visto, ed è un sistema che si è rivelato efficacissimo non solo nel combattere il Covid, ma anche oggi nell'approccio a molte malattie e anche molte neoplasie. Quindi è una strada intrapresa, già funzionale. Ci sono nel nostro giornale locale ogni settimana gli articoli del professor Giacca, no? Che io stimo moltissimo. Il professor Mauro Giacca lo conosco anche lui da tantissimi anni, è molto chiaro, ha questa passione divulgativa. Sì, sì. Ecco, leggendo quegli articoli, cosa posso dirle? Si fidi un po' di più, legga un po' di più, si faccia consigliare, non intraprenda questa strada denigratoria, anche perché i medici non solo non ne hanno avuto colpa, ma ce l'hanno messa tutta. Ecco, questo posso dire. Sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Buongiorno, dottor Gosatti. Buongiorno, signora. Volevo dire al suo ospite che i medici tantissime volte sbagliano
è umano perché sono degli esseri umani anche loro. Certo. Io ho già raccontato la storia del mio compagno al periodo del Covid, era scivolato dalla vasca di bagno e aveva battuto proprio qua la parte superiore della spalla. Era il 3 marzo del 2020, ho chiamato le 118, sono venuti, l'hanno portato in ospedale, è uscito il 19 giugno morto. Dopo 4 tamponi negativi, al 5° tampone è risultato positivo. Gli hanno fatto, prima lo hanno addirittura tracheomatizzato. Non posso avere le cartelle cliniche, era giovane, aveva appena 68 anni, e non posso avere le cartelle cliniche perché eravamo conviventi, non uniti neanche civilmente. Non posso averle, però io le giuro che se trovo quella dottoressa che non mi ha permesso neanche di entrare il 4 marzo, che qualcuno lo facevano entrare, non so cosa le faccio, me la ricordo benissimo. E praticamente io l'ho visto il 3 marzo e il funerale poi è stato fatto appena il 29 giugno, ma lui è mancato il 19 giugno. In ospedale a Catinara non avevano tempo, e poi invece ho parlato con un signore che era dentro per 58 giorni con il Covid, che ha scritto anche un libro, avevano tanto tempo che volevano, solo non si prendevano cura. Io ringrazio il suo ospite, non voglio demonizzare tutti i medici e tutti gli infermieri, tutto il personale, perché certi sono in gamba, però nel mio caso veramente hanno fatto una cosa terribile. Dopo più di un mese lui si è preso il Covid in ospedale. Okay, Arrivederci e buona giornata. Queste sono appunto... però dice la signora, ecco, insomma, quindi. La telefonata della signora dà spunto a tantissimi argomenti. Intanto mi dispiace come è andata, storie come queste ce ne sono state, ma ci sono state anche delle storie positive. Ogni tanto farebbe piacere che telefonasse qualcuno che ha avuto invece una storia positiva, ma voglio dire, per dare questo dato, il 30% degli over 65 che hanno un trauma, che hanno una frattura soprattutto degli arti o del bacino, eccetera, hanno una elevatissima probabilità, che si avvicina al 100%, parliamo del 30%, di decedere in un ricovero ospedaliero entro 30 giorni. E qui non si può imputare la causa alle persone che sono, perché è chiaro che quando c'è qualcosa che non va come vogliamo, noi identifichiamo quelli che incontriamo umanamente. Il problema è che l'ospedale è comunque un luogo dove ci sono tantissime possibilità di complicazioni di infezione, oltre alle complicazioni proprie di una persona over 65. È chiaro che io sono più vecchio, per cui anch'io non mi considero decrepito, ma ci sono delle problematiche che sono proprie poi dell'età, diciamo, adesso si chiama giovane anziana, fra 65 e 75. Ecco. Quindi questo rientra in una percentuale di problematiche che si sono probabilmente accresciute anche durante il Covid per l'aggressività di quel tipo di virus, ma che sono legate anche a una marea di altre problematiche, altre infezioni ospedaliere. Quindi questo è un dato di fatto. È chiaro che speriamo di migliorare. Ecco. Il fatto poi, l'altro punto che ha toccato la signora, dice io sono convivente, non mi hanno fatto passare. Quella è una roba che... Questa è una legge. Questa è una legge che io stesso, devo dire, sono assolutamente contrario. Lo trovo allucinante, sì. No? Ecco, sì. Quindi, per cui questo è un problema legislativo. Quando una persona, dopo dipende dall'elasticità delle persone di infrangere determinati regolamenti. Poi l'altra cosa ancora che mi sento di dire, mi ha ricordato la vasca da bagno. Ecco,
Questo è un problema enorme nelle nostre case e nelle case degli anziani. Le vasche da bagno, i bagni sono il posto più pericoloso. I traumi peggiori in casa sono nel bagno, per gli spigoli, per la durezza delle cose. E la vasca da bagno è pericolosissima. Quindi il fatto di modificare, oggi ci sono anche delle ditte che si propongono per modificare la vasca da bagno in docce, magari in docce poi con seggiolini, ecco, è fondamentale, eliminate le vasche da bagno. No, è una cosa, e anche i tappeti. Certo, ma questo è un altro. Allora facciamo così. Questo bisogna che lo dica anche mia moglie, lei. Però. Io dovrei dirlo a parecchie persone. Allora andiamo in pubblicità, poi torniamo e continuiamo a parlare di sanità. Allora, uno degli aspetti di cui ci si deve cominciare a preoccupare, e devo dire la verità, l'assessore Riccardi lo fa notare molto spesso per quanto riguarda la salute, è la gestione delle malattie acute e delle malattie croniche. E qui ne discutevamo adesso durante la pubblicità, siamo di fronte a un problema che è un problema sanitario, che è un problema di salute, ma che rischia di diventare, se non lo è già diventato, anche un problema sociale, perché certo. Siamo di fronte a questo probabilmente. Assolutamente. Sì, infatti la riforma che prevede le case di comunità, eccetera, questo diciamo, collegamento fra l'ospedale che si dovrebbe preoccupare prevalentemente delle patologie acute e la gestione delle patologie croniche e quindi che sono estremamente comuni, quasi la regola, nelle persone diciamo anziane. Noi siamo un paese che diventa sempre più anziano, quindi gli over 65 hanno superato, se non sbaglio, no, addirittura gli ottantenni, gli under 10, sì, quindi siamo... Sì. E quindi non c'è ombra di dubbio che vada gestito. È un problema anche economico, chiaramente. Ecco, come gestirlo? Questa è una bella domanda. Già adesso credo che fra sanità e sociale superino più del 50% dei fondi della regione, no? Nell'investimento, quindi è un grossissimo campo. Credo che non si possa prescindere per esempio dal volontariato anche, dalle associazioni quindi private, non solo di volontari, cioè perché mi sembra difficile pensare alla possibilità di gestire tutti gli anziani diciamo con il welfare, ma sebbene devo dire che io sono da anziano, sono contento che per esempio sono convinto che il nostro 118 funzioni, quindi per le cose importanti, che ci sia delle cardiologie estremamente efficienti, quindi prendono in carico il paziente infartuato, quindi risolvono la maggior parte dei problemi, che ci sia insomma, per farla breve, il nostro sistema sanitario in regione, diciamo, usando un termine un po' così, tiene botta, ecco, anche con delle belle eccellenze. Poi è chiaro che ci sono delle discrepanze. Dopo poi quando andiamo nella gestione cronica / sociale, e lì ci sono tanti problemi che ogni famiglia, ognuno di noi più o meno vive. Come risolverli, come affrontarli. Certo che anche lì la narrazione di dire sì, bisogna fare più bambini, bisogna fare più figli perché nascono pochi. Sì, pensate questo, pensate che a un certo punto si riesca a convincere le mamme
improvvisamente di fare bambini, 1 milione di bambini nel 2026, no? Quindi è una cosa eccezionale e naturalmente non si verificherà. Ma questo 1 milione di bambini che potrebbero rappresentare il sostegno per il lavoro, per l'INPS, eccetera, eccetera, quando saranno produttivi? Certo. Quando saranno produttivi? Saranno produttivi dopo, dal 26 nel 2050? Forse? Si può pensare non prima. 2050, ecco, fra il 2030 e il 2040, quando aumentare, cosa succederà? Ecco, quindi è un problema importantissimo da affrontare in maniera organizzativa, io credo. Se mi chiedete come, non lo so. Senta, un'altra problematica uscita da questi incontri è quella che è stata sottolineata, l'abbiamo parlato anche nei servizi, dal professor Tirelli di Otorino Laringoiatria, il quale ha detto... Ottimo professore, ottimo professionista. Sì, anche una persona molto... insomma, è un amico, per dire la verità, se posso permettermi il termine. Lui diceva, guarda che c'è una notevole percentuale di gente che lavora in sanità che non può più svolgere le mansioni per le quali era stata assunta. È una cosa che ci ha un po' destabilizzato un momento noi che eravamo là, perché abbiamo anche chiesto, non c'è in che senso. Poi dopo ci hanno spiegato che delle volte magari, non so, un infermiere che ha una certa età logicamente non può più spostare carichi pesanti, eccetera. Certo. Anche magari alcuni medici che per tutta una serie di ragioni non so, possono avere, che so, un calo della vista e quindi magari... non è un problema da poco di per sé, no, non è un problema da poco anche per quanto riguarda le percentuali. Mi sembra di capire che si viaggia attorno al 30%, se non ricordo male. È possibile, è probabile. Quello che hai detto è assolutamente vero. Io ricordo sempre nel mio passato intraospedaliero come notavo, come ammiravo il lavoro, per esempio, nelle terapie intensive, pesantissimo. Io credo che mediamente un infermiere che lavorava in terapia intensiva dopo 10 anni non riusciva più ad andare avanti. È molto impegnativo, non solo da un punto di vista anche fisico, ma anche psicologico. Ecco, quindi questo è vero. Dopodiché, con l'invecchiamento anche del personale, subentra problematiche. Uno, quando ha 30 anni, io potevo fare le notti, non mi accorgevo. Poi, se mi chiedevano di lavorare il giorno dopo, non era troppo pesante. Se lo dovessi fare adesso, credo che dopo un giorno sarei ricoverato, non arriverei neanche a fare una notte. E così, naturalmente, proporzionalmente con l'età. Quindi è ovvio, ecco, ci devono essere delle mansioni proporzionate alle capacità fisiche e psicologiche. Io mi sono sempre chiesto per quale motivo non venga affrontata una modificazione delle introduzioni di alcune regole nei contratti di lavoro, per cui ci possa essere uno sganciamento dal lavoro progressivo e non ha capito come? Quindi in maniera tale da transitare e quindi creare anche meno impatto sulle strutture. E questo potrebbe essere, adesso dico banalmente, poi naturalmente potrei anche dire delle cose sbagliate, ma quindi con uno stipendio che diciamo progressivamente ridotto in base alle funzioni, ma con l'integrazione pensionistica dell'INPS. Quindi farebbe bene probabilmente all'INPS e farebbe bene anche alla struttura. Quindi questo potrebbe essere. Nello stesso tempo chi si ritira progressivamente fa anche formazione. Cioè, guarda, ne parlavo, queste sono questa sarebbe una riforma, secondo me. Ne parlavo con una mia amica di queste eventualità o possibilità non più tardi di qualche giorno fa. Insomma. E non solo nella sanità, secondo me potrebbe essere. Appunto. Allora, sentiamo la telefonata che è in linea. Buongiorno.
Buongiorno, Prego. sono Anna. Buongiorno. E vorrei chiedere una cosa che non riguarda la sanità in se stessa. Vorrei sapere perché un grande anziano, una volta operato a Cattinara, viene spedito ex cattedra a una RSA senza venire interpellato. Questo io lo trovo un grande sopruso, perché specialmente se l'anziano, come il caso mio, 85 anni, femore rotto, è compo sui, potrebbe avere la possibilità di decidere dove andare, anche per essere comodo alla famiglia, per essere assistito dai suoi. E invece no, dall'alto si decide, tu vai là. E questo io lo trovo estremamente sgradevole e prevaricante. Questo non ha a che vedere con la sanità, perché a Cattinara tutto sommato io non mi sono trovata male e a 85 anni rompersi il femore una volta poteva essere fatale. Adesso cammino a distanza di 1 anno con la stampella, ma insomma sono a casa mia. Però ho dovuto chiedere una raccomandazione per andare in un'altra RSA e questo lo trovo vergognoso. Grazie, buona giornata. Grazie signora. Ma ha ragione, cioè, se è capace di intendere di volere, cioè cognitivamente, lei può decidere, può anche decidere la dimissione, ecco, nessuno non può essere impedita, quindi non vedo il fatto, l'imposizione potrebbe avvenire nel caso di problematiche cognitive, mancanza di altre diciamo, supporti esterni. Onestamente non capisco. Poi una signora così diciamo, orientata come la signora che ci ha appena telefonato mi sembra perfetta. Sì, no? Non credo che se si fosse espressa in maniera perentoria in quale modo avrebbero potuto imporle un ricordo presso un RSA piuttosto che, non so, una struttura riabilitativa a sua scelta, ecco. Sì, un po', magari se la signora poi ha voglia di richiamare non saprei, però ripeto, non conoscendo i dettagli. Però comunque ecco, uno si può opporre, uno può dire... certamente, lei può chiedere comunque diciamo, a meno che non dimostri segni di alterazione di squilibrio psichico, allora in questo caso potrebbero fare anche un TSO, però diciamo... No, ma non mi pare, mi pare che conosco anche la signora dalla voce. Parliamo di un'altra cosa che riguarda sanità, e devo dire la verità, io qua mi sono un pochettino perso nella cosa, cioè l'intasamento del pronto soccorso, che è un dato notevole. Ci sono forse ci sono stati, devo dire, ripeto, a un certo punto mi sono perso, c'era l'idea di mettere in piedi, e chiedo scusa se il termine non è certamente elegante, dei pronto soccorsi, diciamo così, per codici bianchi o per codici, qual è quello più vicino al bianco? Verde? Sì, c'è giallo. E poi giallo è quello più, ecco, no? Nel senso, cioè, dei luoghi dove magari una persona che ha un problema, probabilmente in orari dove magari non trova il medico, a cui può rivolgersi, forse sbaglio, forse mi dimentico, in questo caso si diceva si alleggerisce il pronto soccorso, fatto salvo che poi dopo è difficile che una persona magari, non so, la prima volta che ha un episodio di reflusso, non è che capisce da solo questo è un reflusso e non è altro. Non è un infarto, ecco. Quindi questo perché. Però al di là del fatto, ripeto, e chiedo scusa della mia imprecisione, al di là del fatto se queste cose sono state effettivamente messe in piedi, se poi si è ritornati su questa idea, eccetera, avrebbe senso secondo lei una cosa di questo genere? Ma sì, in effetti non è che, voglio dire, sì, un sistema tipo Hub e Spock, eccetera, sì. In ogni caso, da quanto ne so io, anche se sono fuori da qualche anno dalla trincea, no? Viene fatto comunque un triage, no? Quindi viene fatto un triage per cui diciamo, l'accolto viene valutato da un infermiere esperto, eccetera, per
capire dove se siamo un codice bianco, e quindi è già quello, quindi c'è una scrematura. Sì, è probabile che ci sia anche forse una richiesta esagerata del pronto soccorso, come potrebbe essere controllata perifericamente, appunto con qualcosa di simile a quello che ha detto lei, oppure anche a livello di ambulatori dedicati, eccetera. È vero, è tutto vero, ecco, è una questione fortemente organizzativa, è una questione anche di mezzi, è una questione anche di disponibilità, è una questione di spazi, ecco, gli spazi dedicati. Adesso in questi anni diciamo, è evoluto anche l'organizzazione del pronto soccorso a Catinara. Io ricordo quando entrammo a Catinara nel 1800, stavo per dire, bellissimo, questo proprio, del 1984, no? Era molto limitato lo spazio del pronto soccorso rispetto a quello che è ora. Anche per esempio la radiologia non era in loco, era distante, anche questo è stato perché chiaramente in un ospedale comunque progettato negli anni 70, eccetera, quindi le esigenze sono progressivamente cambiate, e effettivamente oggi negli ospedali diciamo costruiti ex novo, praticamente anche per esempio in Inghilterra ci sono la citazione pronto soccorso, faccia conto, una sala intermedia e la TAC attaccata, ha capito, proprio quindi dove c'è un percorso acuto per cui c'è il trauma cranico, questo entro pochi minuti fa la tomografia computerizzata, anche perché c'è la famosa ora golden hour, no? In cui tu intervieni determinate cose, entro un'ora salvi la persona o no. E queste sono le vere urgenze, quindi il trauma cranico importante, l'emorragia, il problema cardiovascolare. Dopodiché tutta il mare magno dei problemi che uno si alza di notte, come diceva lei, ha reflusso, un dolore retrosternale, a una certa età, perché se ha 20 anni non ci pensa, no? Ma se ha la mia età, o se ha 60 o 70, ecco, a questo punto cosa fa? Magari è da solo, altra problematica che secondo me è proprio problematica sociale, cioè l'aumento delle persone che vivono da sole, delle famiglie mononucleari, no? Per cui cosa fa? Chiama la guardia medica, poi magari la guardia medica non c'è una risoluzione del problema, anche perché adesso fare la guardia medica, prendere e andare, è una cosa è molto impegnativa, e anche molti medici giovani con cui ho parlato hanno detto abbiamo paura, siamo spaventati. Ecco. Quindi sono tanti problemi. Quindi è vero, si può migliorare, non c'è ombra di dubbio che si può e si deve migliorare. Queste lunghe attese poi durante il giorno vengono riferite, sono effettivamente angoscianti, fanno male a sentire, e dopodiché devo dire, quando vai là a vedere di persona, vedi queste persone, questi operatori che corrono. Come matti. Sì. C'è una telefonata, sentiamo. Buongiorno. Sono Luigi. Prego. Volevo far presente al suo ospite, che saluto, che io purtroppo ho vissuto 4 mesi presso di agonia presso l'ospedale di Catinara per un intervento vascolare alle gambe. Ecco. Riguardo alla degenza del mio caro, no? Mi veniva risposto che non c'era personale. Però dopo l'intervento in questo mese di degenza, no? La mia consorte ha perso l'uso delle gambe e degli arti inferiori, e in più gli hanno fatto venire un decubito dietro la schiena perché non c'era personale, si giustificavano così. Ecco. E allora io non metto in dubbio che l'azienda sanitaria, ci sono ottimi reparti, polo cardiologico e oculistico sono ottimi reparti, ma nel reparto vascolare di Catinara c'è stata molta malasanità, negligenza,
e gestione del paziente che devono accudire dopo un intervento vascolare. Ecco, quindi diciamo le robe come stanno, perché purtroppo è andata ad aggravare e al decesso. Questo con 63 anni di età. Va bene, ecco, e questo io veramente non posso non mettere in dubbio che ci sono delle carenze, ma gravi. Va bene, ok, saluto. Ok, anche in questo caso logicamente la persona, io capisco tutto, però insomma devo sempre tutelare anche, anche noi, insomma. No? Quindi... È possibile, cioè a me sentire questi discorsi mi dispiace, poi immagina, veramente mi fa male, no? Perché mi fa soffrire anche perché sono convinto che problemi andrebbero analizzati diciamo in maniera analitica e non si possono dare giudizi così nella maniera più assoluta. Dopo bisogna vedere appunto anche patologie concomitanti, se diabete, per esempio molte patologie vascolari agli arti, perché parlava degli arti, mi pare il signore, sono legate a pazienti che hanno diabete, che è malattia cronica, eccetera, bisogna vedere appunto come è stato curato, eccetera. E questo che va incontro poi a infezioni, complicazioni, sono veramente situazioni drammatiche. Io, ne ho viste anch'io quando come diciamo radiologia facevamo esami vascolari, ecco, quindi queste persone con queste malattie in cui hai un andamento spesso pesante, spesso negativo. Poi il discorso chiaramente dei decubiti, è chiaro che sarebbe necessario appunto girare il paziente, muovere, disinfettare, eccetera. Sì, non sono in grado di dire, ecco, parlare di mala sanità per questo mi fa male, ecco, usando il gioco di parole, non sono assolutamente né in grado né di mettere in discussione. Io credo che se il Signore ha delle dimostranze da fare, perché non le ha fatte il Tribunale dei diritti del malato, perché non... Credo che forse si sia mosso anche. Ecco, appunto, per vedere, appunto per analizzare, ecco, fare in trasmissione una cosa di questo genere, ecco, mi lascia amareggiato e non sono assolutamente in grado di dire nulla. E così, né di scagliare diciamo la pietra, assolutamente no. Allora abbiamo ancora una telefonata che sarà l'ultima e chiedo a chi è in linea di essere breve, così riusciamo anche... Ah no, non c'era la telefonata. No, c'è, sì, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, prego. Ecco, volevo soltanto dire una cosa, non è che la sanità non funziona, la sanità funziona ma è male gestita. Se i medici di famiglia sarebbero quelli che erano una volta, il pronto soccorso sarebbe vuoto. La ringrazio, buongiorno. Questo è un altro spunto che come dire, salta fuori ogni tanto. Io, guardi, devo dire che conosco diversi medici di famiglia con cui collaboriamo anche all'interno dell'ordine dei medici e sono gravati da un carico impressionante. Hanno in questo momento la gran parte hanno sui 1800 assistiti, no? Roba tipo il professor il medico della mutua, sì, quando l'ideale sarebbe che qualcosa attorno a 1200, ecco, 1200. Quindi quelli che si impegnano, perché ce ne sono tanti anche che si impegnano, corrono dalla mattina alla sera. Diciamo, nell'ambito della giovane generazione che poi è la generazione dei nati, diciamo, io li chiamo ragazzi, ma insomma 80, 81, 82, 83, quindi gente che comunque ha più di 40 anni, sono organizzati come era stato anche preconizzato, suggerito dalle istituzioni, in gruppi, 2, 3, sì. Quindi funziona. Io stesso ho un medico di famiglia che diciamo, sono un gruppo di 3
di tre medici con una segreteria ben organizzata, e quindi hai un ambulatorio praticamente aperto dalla mattina alla sera, certo. E quindi diciamo, l'assistito ha la possibilità di essere. Non tutti l'hanno fatto, ecco, è presumibile che si andrà verso questa direzione. È possibile anche che qualche cosa effettivamente dipenda da alcuni medici di famiglia che magari sono meno impegnati di altri, però ecco, direi che la maggior parte di quelli che conosco sono veramente super impegnati. Quando anche mio padre era medico ed era chirurgo, quella volta era possibile fare quella cosiddetta mutua, fra virgolette, cioè nel pomeriggio aveva durante la settimana delle ore di ambulatorio in cui accettavano senza appuntamento sostanzialmente i pazienti, erano un po' come distretto, ecco, diciamo, chiamiamolo così, in cui facevano, piccoli interventi, la cisti suppurata, ecco, quello effettivamente sgravava. Adesso l'organizzazione, questo tipo di organizzazione è cambiata anche dopo la legge Bindi, quando fu praticamente diciamo, imposto la esclusività da parte di questi professionisti dell'ospedale e non poter avere contemporaneamente anche quello che si chiamava la mutua. Quindi c'erano anche molti medici di famiglia bravi che lavoravano in parte in ospedale e in parte. Quello la legge Bindi lo ha eliminato. Ha fatto un danno, non ha fatto un danno? Cioè, non è che è possibile analizzarlo in questo momento. Certamente, ecco, forse andrebbe rivisto anche l'organizzazione tipo hub and spoke, diciamo, un po' come quello che diceva prima. Professore, grazie per essere stato con noi, professore Massimo Bazzocchi di Azione. Noi chiudiamo questa puntata di Ring, io ringrazio chi ha telefonato e chi ha scritto. Vi ricordo che noi ci vediamo alle 13 per il pre-telegiornale, alle 13:20 per il telegiornale, l'edizione meridiana, alle 17:55 con Trieste in diretta, che oggi è dedicata a cultura e spettacoli, e poi ricordatevi, dopo il telegiornale delle 19:30 c'è anche l'appuntamento del venerdì, torno alle 21:10 circa, con Ring. Grazie a tutti per essere stati con noi, buona giornata, grazie ancora al professore. Grazie a voi. E buon proseguimento.